Gianmarco, la live è pronta? Siamo in live action super più. Allora, volevamo fare Monster Hunter, ma visto che è stata una giornata parecchio, parecchio, Parecchio. parecchio interessante e che ha rotto i coglioni, e che il PSN non voleva È funzionare in esploso. nessun modo, ma c'è una persona su questa terra che, nonostante tutti provassero a giocare, ma non ci riuscivano, una persona ce l'ha fatta. Ciao. C'è una persona che si è messa oggi, ha giocato a Capitan Tsubasa tranquillamente. Sì. Volevo scaricare la beta di Monster Hunter anche sulla Play, che tanto ieri ho detto vabbè lo faccio domani, Vai. ma può mai cadere il PSN? No. E invece. Allora, continuiamo il nostro viaggio. Allora, avviso Regen, qualcuno che entra, che comunque ho la febbre e sono più rincoglionito del solito, quindi abbiate bontà. Bontà e amore. Allora, Gianmarco, noi siamo qui. Dai. Noi avevamo la quest di dover consegnare le pizze e lei ci ha dato l'obiettivo di viaggiare ubriachi. Solo con 3,75 $, diciamo che ubriacarsi non è tanto una cosa che potremmo fare. Allora, pacchettino di sigarette che toglie una cosina qui. Ok. Quindi comunque ci abbiamo due azioni verdi. Questo si può vendere. Questo si può vendere. Caffè rovesciato. La carta igienica qui ce la teniamo. Carta di caramelle. Noi più che altro dovevamo andare in un'officina e installarci alcuni pezzi perché abbiamo preso. Innanzitutto, ah, questo si mette davanti, sgrimaldello che non sei altro. Allora, questo per viaggiare di notte è ottimo. Che noi così con con la torcia togliamo Sì. uno. E con questo uno diventa una nota. Sì. Quindi ci conviene un attimo fare un cambio. Questo lo possiamo vendere. Questo ce lo teniamo. E qui dobbiamo un attimo capire il tutto. Allora, la macchina così sta messa bene. Dobbiamo più che altro. Vendo ste cosine e qua e ci facciamo almeno qualche dollaro per quanto possibile. Dollaroni, dollaroni. So che lei ci trova comunque un po' di spazzatura in auto. Allora, non c'erano altre queste, non c'erano altre cose. Ci conviene a questo punto prendere un po' di caffè. E il caffè della Peppina. Caffè dell'Emporio. Ah, scusa. Un po' di succhino per recuperare un altro po' di energia. Merda. E siamo comunque stanchi, va bene, ma ci dobbiamo riposare per forza nella prossima città. Mm, mm, mm. A questo punto l'unica cosa che ci resta da fare è continuare a viaggiare. Allora, noi dovevamo andare a Casa Vator, Tadoville, per consegnare la Casato. pizza. Sì. Quindi a noi ci conviene fare al momento andare a Langerston, vedere se ci sono altre quest, prendere una strada accidentata per andare a Torleo A Corleone. e poi arrivare a A Tadoville. Tadove per prendere il bigliettazzo. Anzi, a questo punto, visto che comunque il tempo potrebbe finire, andiamo prima a Tadoville e consegniamo la pizza. Iniziamoci a Andiamo. prendere dei soldi. Andiamo a Tadove. Allora, Langerston ci siamo. Cacato nel cacato nel cacato. Una cacata Vabbè. Ciao multipla. Francesco, di nuovo. Di buonasera Francesco. Tu sei un pazzo. Da mangiare non ci abbiamo niente, quindi qualcosina la devo prendere. Due patatine. Ok, allora. Andiamo. Via. Allora, vediamo se troviamo qualcosa. Vediamo se possiamo mettere la musica. Yeah. Tanto comunque parliamo sopra. Dai, se si trova il meccanico si fa il rally. E ho visto che c'è uno degli obiettivi che parla di un rally, di una cosa un po' particolare. Allora,
Gianmarco, E per là. una mossa e via. Mamma. Eccolo là. Regen, Eh, fermati, fermati. è lui. Allora, aspettate un attimo. Facciamo subito. Allora, riassunto delle puntate precedenti. Noi dovevamo portare Monster Hunter, ma PSN è andato. Quindi vi faccio sentire la sigla. Usare stasera così mi fate capire pure se vi piace. Così poi nei prossimi giorni inizio già a farne qualcuno. Voi siete pronti? Siete carichi? Che io ripeto a Regen e anche a Francesco, quello che faremo nei prossimi giorni è questo. Fare questo genere di canzoni possibilmente per ogni singola live che facciamo. Saranno tutti pezzi unici. Quindi adesso datemi il vostro parere, il vostro giudizio appena la sentite e ditemi che cosa ne pensate. In maniera del tutto spassionata e tranquilla, va bene? Poi riprendiamo Keep Driving tranquillamente. Ditemi se siete pronti, mi sto tenendo forte. Allora, io ho messo l'audio a livello giusto, ho sistemato tutto. Allora, un attimo solo. Ok, siete pronti? Sembra un anime. No! No, Reagan! Vedi adesso? Si sente adesso? Prova a chiudere e riaprire la live. Io comunque te la mando. France, tu la senti? Non sto capendo perché si sente molto bassa. Perché Chrome sta al massimo.
siete riusciti a sentire almeno un pochino? Questo perché comunque sono riuscito a configurare il tutto adesso, anche perché c'ho un po' di febbre, quindi ho dovuto un attimo rallentare le cose e non ho potuto settare per bene tutto. Però ditemi se almeno un po' siete riusciti a sentirla. Poco e niente. Allora io faccio così, di necessità virtù. E potete anche provare dal link e vedere se si sente. Io poi comunque quando le farò per il canale comunque scaricherò l'MP3 senza collegare Chrome, fare casini eccetera eccetera. Quindi vedete se si apre e fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora io rimetto l'audio a Keep Driving. Sì. Rimetto OBS qui. Chi non si sente Keep Driving. Keep Driving. Chi non ti senti. Ok. Allora. No, stasera il problema è con l'audio, va bene. C'è una macchina abbandonata. Ora noi non stiamo sentendo l'audio del gioco. No, E neanche voi. nessuno. Quindi per chi cazzo stiamo giocando? Facciamo che io faccio Alt F4 e riapro tutto. Partiamo da zero. Noi ci- Partiamo da zero direttamente. Allora. Cazzo è? Di qua. Anche perché fino a 2 secondi fa si sentiva. Va bene. Ok, adesso si sente. A posto. Fatemi sapere se va il link. E poi dopo cosa ne pensate. Ma per non dire niente, adesso secondo me sta andando. In teoria. Speriamo. Allora, a questo punto noi dovevamo andarcene da qui. E dovevamo andare qua. Quindi devo cercare di altabarlo poco il titolo, se no si blocca. Abbiamo le luci, abbiamo tutto. Possiamo andare. Allora, rifacciamo. La prima azione è stata una cagata pazzesca. Abbiamo 3 tanichelle di benzina, quindi dovremmo stare un po' tranquilli. Ah, però aspetta. Devo ricordarmi la prossima volta di spostare la mia webcamera perché è sopra l'energia e sopra le monete. Minchia che botta che ha dato. Erano 4, me ne ha fatti diventare uno soltanto. No. Suca. A posto. Esattamente. Ok, si è sentita. Si è sentita. Ok. Quindi penso che possiamo proseguire su quella strada lì. Penso di sì. Poi cercherò di vedere se vengono carine e fa piacere, vedo un attimino di capire se si può. Dovrei diventare vegetariano? Non penso proprio. Non penso proprio. Non penso proprio. Non penso proprio. Voglio vedere se c'è la possibilità di fare un canale Deezer, un canale Spotify e buttarle tutte lì dentro. Quindi comunque se poi vi piacciono e ve le volete ritrovare senza che vi dovete ricaricare tutte le live, eccetera, eccetera. No, dai, non buca le ruote, per piacere. Noi dobbiamo comunque anche aggiustare la macchina, eh. Allora, sfortunato, tutti i pericoli ti attaccano. Avete mai fatta solo con l'IA? Fatta solo con l'IA più alcune cose che comunque c'è possibilità di modificare. Tu gli dai un canovaccio di quello che ti serve, c'hai o la modalità semplice dove scrivi semplicemente qualcosa e lui ti fa tutto in automatico, altrimenti c'è una modalità avanzata dove puoi spiegare meglio quello che ti serve, lo stile e che tipologia di canzone deve uscire fuori e fa tutto da solo. Questa qui l'ho fatta mettendo velocemente quello che mi serviva, ho messo come prompt: dobbiamo stasera fare la beta di Monster Hunter, siamo io e Jammox All'avventura. all'avventura, punto. Lui si è andato a controllare su internet che ci sono mostri, che c'è quello e c'è quell'altro, ha capito che sarebbe meglio avere una canzoncina rock e ha fatto una canzone in base a questo. Allora, noi su che tipo di strada siamo? Mica da country road, no? West Virginia, Stavo pensando anche a quello. take me home. San Francesco, dove sto? Questa è una brutta situazione questa qua. Allora,
Mm, mm, mm. No, assolutamente no. No, no, difatti ci ho pensato poi dopo. Preferisco fare così. Questo ce lo teniamo per i momenti di crisi e di difficoltà. Questo non lo posso usare. Senti, facciamo così. Allora, prende. Va bene così. Ed abbiamo preso un po' d'armatura. Togli due con il E nastro. togli la benza con l'attacco. No, aspetta che... Ma... Allora, non usare Don't Worry, è spiegato, perché togli Quello due era col per primo. nastro e con la... Ok. Allora, a questo punto vabbè, faccio questo 0 e questo qua. Via. Perché devo prendere un pochino di cose. Il nastro mi è finito. Finito nastro. Nastro più più. Sei Capricorno o sei Leone? Non dirmelo. Ah, lei segue pure l'astrologia. Oh Vabbè. sì. Sì. Sta finendo la benzina. Però abbiamo 3 taniche. Quindi Regen se può fa. Francese può fa. Ok, pensavo fosse arrivato qualcosa, scusatemi. Allora, quello di base dà comunque la possibilità di cambiare pure i testi. Io questa qua l'ho fatta fare un attimino veloce. Nel momento in cui piace la cosa e voglio studiare un attimino pure meglio come farle, mi pare c'è comunque poi sempre la possibilità di cambiare il testo e aggiustare piccole cosine, quindi non ci sono problemi. Allora, siamo in città. Oh, il centro per l'impiego, Gianmarco. Bene. Controlla la foresta, 40 dollari. 40 dollari. Ho bisogno di pulire le cabine del resort. 8 ore. Questo dura una giornata. Allora, Gianma, dobbiamo fare una cosa. Che vuoi fare? Oh. Allora, PSN online. A me già da oggi, Francesco. lui ha giocato oggi. Lui è figlio di puttana, lo sappiamo questo, quindi. Allora, noi qui abbiamo il tempo limite di. Abbiamo comunque 24 ore. Siamo lì per. Allora, visto che sti lavori danno un bel po' di soldi, però uno richiede 8 ore, un altro 24 e 3 di energia, andiamo a consegnare la pizza. Dai. Torniamo indietro, facciamo sti lavori e prendiamo 70 dollari. Vai. Tanto comunque se vediamo il calendario, noi siamo qui. Il concerto è qui. No, ma il tempo c'è. Abbiamo un pochino di Ah, tempo. Regen ha... Fastidio. Benvenuto nel club, Regen Regen. è fatto shoppata? Allora, noi potremmo esplorare. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Nella demo trovammo qui la tenda, se non mi sbaglio. C'è una roccia che blocca la strada. Quindi magari c'è qualche oggetto per toglierla. Solo che non ci mangia un lupo e siamo a posto. No, c'è un cazzo. Ci sono dei rovi, quindi ci serve un coltello. No, mi servono gli oggetti qua. Oh, attenti, aspetta, Pippo Ah, per 3 Baudo. rate, bravissimo Regen. Ottimo, a Bravissimo. posto. Mio Preso la fratello il versione Pippo. classica normale o hai preso la slim o qualcosa in particolare? Pensa che oggi chi aveva la digitale se le acchiappano nel culo perché non Sì, poteva giocare ma niente, niente di niente di niente. Non la puoi manco avviare praticamente. Ok, ho preso un No. oggetto. France, ma perché dovresti godere di un male altrui? Allora, abbiamo preso un altro di questi e ce lo possiamo vendere a 20. Buono. Un po' di scartini e un altro po' di scartini. E Ah, già preso iniziamo un attimo. La Slim a 3,70, ottimo Oh, prezzo. minchia, Ottimo prezzo. ottimo, ottimo. E abbiamo sbloccato anche un nuovo ramo delle abilità. Dai, Guadagna 2 di armatura. È gratis e c'ha 2 utilizzi. questo è forte. Questo è forte. 0 di energia. Se lo meritano.
Adotta, ok. Oh, combo! Questa è bella. Questo è combo! Tutto e questo via. è combo forte. Allora, facciamo così, facciamo così. Quello sta in vendo comunque ancora contro i possessori di PS Digital, Solo perché sono digitali? Sta band va trovando ancora la benzina, ma non State ci bene però. interessa. Ehi, Frizzi Frazzi! Francesco! È Francesco! Ah no, questo è MTO. Oh, c'è la gara. No, no. C'è la gara, c'è la gara. Oh, c'è la gara, Gianmarco, Oh, aspetta. nose. Diventato walkie race. Oh no, la grande corsa. Allora. Quindi adesso abbiamo due missioni. Oh, nose. Un caldo benvenuto all'annuale corsa del C'ho la macchina bella, corro veloce, son forte, son figo. Porta la tua macchina e passa i test di qualifica per poter partecipare alla gara. C'è un primo premio grosso più grosso. Si è sbloccata una nuova location. Eccolo, è partito. Ma Noi no, cerchiamo di fare tutto, Franci, per quanto possibile. Perdiamo, riproviamo dall'inizio. E già lo dico, di questo titolo, se tra un anno o due esce il 2, io già gli do i soldi subito, immediatamente. Quindi installa una roll cage, arriva alla corsa, partecipa alla gara. Se fai una missione ti finisce la run. Ah, ok, ok. Questa è una missione... una nuova missione primaria, quindi se si fa questa ottieni il finale e non puoi andare oltre, no? Allora aspetta, prima facciamo il festival, aspetta. No, facciamo storelli, è un finale comunque. Allora dobbiamo trovare sta roll cage. Dai, La venderanno qui? C'è un meccanico qui. Allora, iniziamo a fare così. Iniziamoci a vendere questo. Questo è questo. Questa è vuota. Io il primo ho fatto la casa. Cioè è tornato a casa, nel senso... non ho capito. Allora, se troviamo il roll cage lo possiamo prendere, un tentativo proviamo a farlo, tranquillamente. Abbiamo 20 dollari, io direi a questo punto di fare una cosa bella semplice, Giamma. Benzina, che non ce ne abbiamo, no, non ce ne abbiamo vendono i benzina. meccanici, per sicurezza prendi roll cage, ruote da rally e un'altra cosa da rally. Quindi dobbiamo lavorare e ci servono i Ci soldi. serve un meccanico, sì. Meccanico Allora, io al massimo posso mettere... Guarda, vado l'in. Vai. Almeno con la benzina siamo un pochettino a posto. Allora. A questo punto andiamo a consegnare la pizza. E vediamo pure se dal meccanico qui c'è qualcosa. Ci dovrebbe essere un altro centro per l'impiego, quindi magari possiamo trovare anche qualche altra quest. Dobbiamo resistere solo a questo passaggio qui. Ok, vamos. Ah, devo riattivare la musica, giustamente. Spero che passeremo la capanna del mio amico. Nel mente, Reagan, che gioco ti sei preso come prima cosa per la PlayStation? Ma sta un po' come la musica che mi sta distruggendo i timpani. Ecco qua. Giusto per capire un po', Reagan, a che cosa giocherai, amico mio? Roadkill. Vuoi un tutorial su Capitan Tsubasa? Faccio io! Oh no, c'è un animale morto. Ok, niente. Scusate. Cula sorata. Allora. Ancora niente che deve arrivare. Vabbè, pensavo magari c'avevi qualche idea, Riesco a prendere un po' di danno qui. qualche ideuzza. E abbiamo preso freddo. Aglia. Allora, nella prossima città ci dobbiamo per forza riposare. Allora. Abbiamo 3 punti abilità. La presa online. E più o meno tra quanto ti arriva, vabbè, ce la fai per Monster Hunter. Monster Hunter preso che l'hai preso vicino, no? Che a questo punto dici non prendo Monster Hunter. No. Non penso. Il Monster Hunter. Quindi sei stato ufficialmente assoldato da noi per venire a fare le cacce. Tu la sai questa cosa, l'hai capita questa cosa, no? Ma sei stato buttato dentro, raga.
Mi sparo una run di Elden Ring e mo... Brava, fai bene, Regen. Ok, abbiamo recuperato un punto energia all'auto. Abbiamo 0 soldini. Sì, così Anzi, io penso a questo punto, proprio per fare le cose per bene, se mi date 2 secondi, ecco qua, a posto. Poi prendo anche quest'altro. È nostro l'onore, Ecco qua. Regen. È nostro. A posto. I ragazzi in macchina stanno litigando. Ma che fate i cazzi vostri? Ragazzi, non litigate. Allora, togliamo questi due che ci attaccano. Ok, questo che è gratis e via. Nuovo tratto, usa Evego. Ok, ho un nuovo tratto e Evego ha aumentato il suo utilizzo massimo. Bello. Continuiamo ad... Il freddo se n'è andato, ottimo. Dai, dobbiamo solo arrivare in città. Ci sono dei fossi. Ci sono dei fossi. Allora. Sono dei fussitielli. Cazzo. Io faccio così. Anche se dovrei fare un ripasso con Word. No, ma a questo punto no. Guarda, Regen, in realtà io il cambiamento l'ho visto abbastanza significativo, quindi secondo me ti conviene ripassarti la beta modi Wilds, perché non è facile, non è facile. Ok. L'uragano ha sbloccato. Allora, la gentil donzella ha sbloccato nuove abilità. Allora, questa la sapevamo, ha sbloccato Shoplifter. Oh, si ciulla le cose dal negozio la prima volta che andiamo lì. E sempre stanco. Sì, Regen, è abbastanza inutile, mo, anche perché dobbiamo abituarci alle meccaniche nuove. Casino. Stessa cosa fu per Rise Generation Esatto, Ultimate. sì. Si esce, ci mettiamo con calma. Cioè, questo è anche il bello di Monster Ti faccio Hunter. capire il mio livello di Monster Hunter. Io entro nel gioco, prendo le doppie lame e mino. Poi tante cose mi faccio aiutare da loro perché io non... L'albero social... Bisogna contestualizzare il meno. No dai, faccio bene. Francesco ha giocato con me, sono mediamente bravo. Non sono bravissimo. No, sì, perché ho giocato poco ai Monster Hunter. Danni, non li fa. Per questo io le build me le faccio giusto sempre da voi. Giustamente. No, e non sa... Prometto di imparare, Insegnerò non ci sono problemi. Ricordati, se usi un arco, affila sempre le tue frecce. Aspetta, questa è buona. Recupero un'abilità. Penso ti stia arrivando una cazziata perché hai scritto solo il tuo nome. Che c'è, Francesco? Che ho fatto? Zio, ti ha scritto il tuo nome per intero. No, Che ho fatto, Francesco? ti prego, non lo aggredire, ti supplico, è giovane ancora. Circa. Prendi quello che sto vedendo. Ecco, sta partendo. Francesco, regolati perché per la cosa che mi hanno detto prima, già mi hanno detto che sono uno che fa la violenza alle donne, hanno minacciato me il canale. Questa poi è una cosa che voglio dire un attimo dopo. Oh, Gabri! Anzi no, questa è una cosa che dico adesso, non come avevo progettato, ma in 2 semplici parole. Allora, ragazzi, prestatemi 2 secondi di attenzione perché è successa una cosa stamattina per la mia vita personale molto grave e che può portare problemi al canale. E siete stati, tra virgolette, molto tra virgolette, vi faccio capire tutto, siete stati messi in mezzo anche voi. Perché se un uomo a 38 anni conosce una ragazza che sparisce per mesi interi e poi riappare perché la persona con cui stava uscendo l'ha mollata e si presenta nella tua vita pretendendo che tu stia ogni 5 minuti a scriverle e a fare e a obbedire a tutto quello che ti dice, e tu la conosci da 3 giorni e soltanto per essere mancato ieri sera nello scrivere un messaggio dove ho detto che ero in live, quindi potete voi testimoniare che io ero qui,
Gabri, questo è il punto. Io oggi non sono stato bene, mentalmente, fisicamente, non ho neanche mangiato perché alla fine di tutto questo, nonostante abbia provato a parlare con calma con questa persona, c'è stata l'ultima frase che non mi ha fatto piaciuto, ossia mi ha letteralmente minacciato di venire in live e farmi fare, a detta sua, figure di merda. Perché sono uno che fa violenza di genere, che offende le donne, che non sa rispettare le donne e che non sa trattare le donne. Quindi io chiedo a ognuno di voi cortesemente una semplice cortesia, anzi sono due in realtà le cortesie. Qualora dovesse apparire qualcuno in live, in questa o in altre live, fatemi solo la cortesia di non replicare alle offese. Perché è stato praticamente detto che si vuole mostrare come io sia una persona di merda, e visto che a me piace fare live per portarvi discorsi come quello che vi ho fatto ieri, non perché sono superiore o credo di saper campare meglio di voi, ma perché mi piace mostrarvi che esiste sempre un altro modo per ragionare e fare le cose. Quindi se qualcuno si presenta qui, vi chiedo solo una cortesia di non dare contro certe persone. D'altro canto, con le offese e con le parole utilizzate, chiedo cortesemente a ognuno di voi, se per caso chiunque vi contatta in maniera privata qui su Twitch o sui vostri canali normali, privati e personali, e fa intendere che è una persona collegata al mio canale, vi invito cortesemente a fare lo screen e inviarmelo, per il semplice motivo che io ho già preso tutte le minacce, tutte le cose che mi sono state dette stamattina e le ho messe da parte. Nel momento in cui questa persona adesso vivrà la sua vita per i fatti suoi, per me non ci stanno problemi. Nel momento in cui verrà qui e penserà di offendere me, vabbè, non mi interessa proprio, ma che voi ci crediate o no, anche i Franceschi che mi dicono sempre parolacce, voglio bene ognuno di voi, e se per caso qualcuno si azzarda da qui all'eternità a rompervi i coglioni, me lo fate sapere e denuncio direttamente il tutto. Raga, ne ho fatto sentire il vocale prima Gianmarco, prima che iniziavamo il live. È un tono che nella mia vita mi ha portato sempre problemi, però io preferisco prendere le cose con calma, ma visto che voglio bene alle persone che si avvicinano a noi e per quello che sto cercando di fare... No, nessun problema. Se qualcuno vi rompe le scatole direttamente per qualcosa relativo al mio canale, informatemi e denuncio io subito direttamente, già c'ho tutto pronto. Perché vi dico tutto questo? Ragazzi, non abbiate paura nella vostra vita di restare da soli, anche se non trovate una ragazza, un ragazzo o un fallo componibile con cui vi potete intrattenere. Se notate che persone, così come abbiamo visto sia in Persona 5 con Kamoshida che con Madarame ieri, se qualcuno pretende, non chiede gentilmente, pretende le vostre attenzioni e vi obbliga a fare cose che voi sapete di non voler fare, trovate il coraggio o da soli o chiedendo aiuto di togliervi da mezzo persone del genere, perché vi fanno perdere tempo e salute. Volevo dirvelo, vi ripeto, non perché voglio fare la vittima o altro, ma perché mi preoccupa e mi darebbe fastidio che con tutto quello che stiamo facendo da 1 anno e mezzo, 2 col canale, una persona che non sa come trattare gli altri e che pretende di essere al centro del mondo soltanto perché è una donna, venga qui e faccia il bello e cattivo tempo con persone che ci stanno conoscendo. Quindi voi per qualunque cosa di esterno, cortesemente contattatemi. Questo è quanto. Faccenda chiusa, faccenda sistemata. Perdonatemi, ma sono stato male da stamattina, Gianmarco lo sa, e almeno io 2 paroline le dovevo dire, anche perché non ho riportato i social, i luoghi, le app, i momenti e dove sono avvenute certe conversazioni. Ho semplicemente detto che è una donna, non ho detto di che zona è, non ho detto il nome, non ho detto che lavoro fa, non ho detto niente. Vivente. Quindi io ci tenevo solo a spiegarvi quello che è successo nell'arco di 24 ore, solo perché non si è risposto ad un semplice messaggio dopo 10 ore dove l'altra persona era sparita, ma a quanto pare devi essere sempre tu a fare le cose, se no non va bene. Chiudiamo qui, basta. Qualunque cosa, cortesemente, davvero non attaccate se dovesse presentarsi qualcuno, e se vi contatta qualcuno fatemelo sapere, provvedo io. Sono l'ultimo degli stronzi, ma tengo ognuno di voi e non voglio che abbiate rotture di coglioni.
Tutti d'accordo? Mi scrivete solo un va bene e andiamo avanti. Se almeno sto pure lì tranquillo che la coscienza Va. è libero. Ok, grazie mille ragazzi. E nel dubbio, Suka. No, nel dubbio Suka. Mo, Suka. per spezzare anche un pochettino il momento e farci due risate, vediamo quello che stava dicendo e che Prego, stava Francesco, partendo il continua. rant. Prego. Francesco, ripeti come se fosse tutto partito ora, Francesco, prego. Perché mo giustamente c'ha ma fa una risata e lui è il maestro in questo. Anche perché io non sono dispiaciuto, ma felice perché No, sono no, arrivate altre notizie positive oggi che ho fatto esatto. vedere a Gianmarco. Sono notizie positive su una questione simile, completamente opposta. Quindi, come vi ho detto ieri sera, come certe persone non esistono prima nella nostra vita, non cambia assolutamente nulla. No, lo so, Franci, lo so, però mi impegno, Penso che stia gioco. per continuare. Aspetta, io ho paura che stia per arrivare. Franci, io l'unico Monster Hunter che ho finito è Rise, ma perché Giuseppe e Gianmarco mi hanno minacciato di finirlo. La trama base. La trama base. Solo quello. Il tutorial praticamente. Trama base. No, no, ah, ok. Ah, che sei, Franci? Vabbè. Ok. Cioè, non è che io ti dico sono il campione mondiale No, di no. mostri. Mi No, diverte ragazzi. menare i mostri. Ho sempre e soltanto usato le doppie lame e mi trovo e mi diverte. Da cazzi, se posso dire. Ho visto che questo Monster Hunter già dalla beta mi è piaciuto proprio tanto. Se qualcuno di voi mi insegna a giocarlo al meglio, a me mi fa solo piacere. Infatti, Punto. se mi permetto una parentesi anche io, poi continuiamo perché se no parliamo solo di questo. Ovviamente è chiaro, ma Regen l'ha capito, noi scherziamo, è ovvio che qua nessuno è maestro, nessuno è campione. Oh. Però io, Francesco e il fratello di Enzo abbiamo più ore di esperienza sul titolo, quindi sappiamo approcciarci meglio. Se avete piacere ad imparare le cose nello Ok, un altro specifico, CD. noi vi aiutiamo, in modo che le cacce ne facciamo di più in meno tempo. Sì, ma di Quello fatti è qua. le live di Monster Hunter con me saranno i ragazzi che mi spiegano come giochiamo, Francesco, equipaggiamenti e pure- cose varie. Basta che con calma mi spiegate e mi fate capire come ottimizzare Esatto. le abilità e È quello che molto devo semplice. vedere, poi piano piano Anche imparo perché io a su giocare. questo gioco dobbiamo Allora. imparare anche noi mo che cosa è cambiato, quindi a masturiare tutto quanto. Allora, innanzitutto abbiamo Prima. preso $50 E che sei buono. e abbiamo consegnato la pista. C'è un centro per l'impiego, ci sono gli stessi lavori che erano lì, quindi non dobbiamo neanche tornare indietro. Allora, questo 3, Ecco, questo tipo, 5. ma voi a tutti sono più bravi in un titolo. Io sono campione mondiale di Capitan Tsubasa. Single player. 300 Poi ore. gioca lui da solo mentre tutto internet, tutto il mondo è fermo, lui gioca. In single player. Lui gioca, sempre. lui gioca. Incredibile. Lì vi posso insegnare tutto, ragazzi. Conosco ogni segreto ormai. Serve qualcosa per togliere ste cazzo di rocce. Oh, ho trovato vabbè, due Regen oggetti. niente. È bravo su Rainbow Six e sul Sovare. C'ho 900 ore su Siege. Infatti Regen comunque Regen non ne sbaglia una, posso dire, non ne sbaglia Io e il una. mio migliore amico Mercury, 900 ore su Rainbow. Un fratello, sempre nel cuore. Ho detto non gli è piaciuto Rivals. Vabbè, c'è costa. Vabbè, alla fine oggi l'abbiamo droppato anche noi. Perché No, ma comunque- io sai perché l'ho droppato? Perché non c'ho tempo. Non c'ho io ti dico tempo. la verità, mi è sceso un po'. Non c'ho tempo. Mi è passato un po' lo sfizio. Più che altro devo trovare il modo di... Non usciremo mai più da qui. Non usciremo mai più da qui, è finito. Ragazzi, la run è Siamo finita. stati goldati. No, no, siamo usciti. A posto. Allora, coltello. Lascia fare. Sì. Giornale zozzo. Sì. Sì. Sì, posso usarlo? No. Funghi. Si mangiano. Allora. Allora. Ora. Li mangiamo. Più che altro a noi ci serve. Dobbiamo fare un riposo. E dobbiamo fare sti lavori. Se ci fosse un albergo. Niente, ma allora. Quindi il primo oggetto possiamo scegliere noi e ce lo fottiamo. Che ci facciamo, lo zio? Allora, che ci fottiamo? La cosa più costosa, lo zio. La cascia, giustamente non puoi uscire da là dentro. Questa no. No, vabbè. Allora, 2 di energia, 2 di energia, 3 di energia, 3, 2.
Succhino. Ok. E recuperiamo 3. Dobbiamo assolutamente Stanno dormire. prendendo pure il re Fantozzi per la me che il tizio del vicino mi ha detto che stavano. Vabbè, che tu ci vuoi, stasera ci fai godere. Ma guarda, guarda, sì. Anche perché leggevo l'altro giorno che è sceso di prezzo e lo trovi anche Sì, a poco. sì. Ah, te lo usi Allora, sempre. ci ho detto zozzo, perché no? Coltello possiamo tagliare i rovi Sì. quando andiamo in giro nella foresta. Gli occhiali così non abbiamo problemi col sole se viaggiamo di giorno. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Stiamo andando al centro dell'impiego. Stiamo a fare questo che ne consuma 3. Lavoretto. Ok. Però abbiamo 90 dollari. Ora dobbiamo per forza riposare. Per forza. Per forza. Ok, e siamo affamati. Fungo rosso o fungo giallo? Fungo rosso. Niente. Allora, mal di testa. Doppio danno. Aia. No. Triste. Aia. E a questo punto. E a Oh, questo oh, punto. ok, ok. Allora, dobbiamo prendere. Dobbiamo prendere. Qualcosa per il mal di testa. C'è un painkiller? O un po' di ibuprofene? Anzi, aspetta. Siamo in America e non ci avete una cazzo di aspirina che le vendete ovunque. 8 ore. Facciamo pure questo qua. Passa il tempo e dovrebbe forse passare lo Magari qualche status negativo. status. Delicatissimo. Siamo sporchi, però abbiamo carte Eh, puces e non siamo più sporchi. Siamo solo stanchi perché abbiamo 2 in meno di energia. Però abbiamo 125. Lavori non ce ne sono più. Work.exe va bene. Qui è cambiato. Oh! però aspetta, oggi dobbiamo fare la macchina nera prima. R62, dov'è? 60 dollari per andare qui. Sono 5 giorni però, eh. Entro 5 giorni. Ah, entro Noi lo 5. dobbiamo fare Ok. entro 5 giorni. Visto che è Allora dai. vicino, Dai, noi dovremmo semplicemente tornare indietro per la superstrada che è tranquilla. sì. Arrivati qua ci abbiamo Work Explore. Cazzo, servirebbe un pub per riposare bene. No, non c'è un alberghetto qualcosa. Possiamo tornare indietro e ci becchiamo altri 60. Allora, facciamo così. Questa l'accettiamo. Ci prendiamo un po' di scatoloni qui. No, aspetta, momento. Allora, andiamo a fare un po' di cose. Ecco qua. Abbiamo questo qui, questo lo mettiamo qua, te ti mettiamo qua, te. Facciamo così. Scusami tu, ma ti devi mettere un attimo di cocine sotto. Ok, a posto. Fatto, Resident Evil Moment. posto, fatto. Allora, Io mi sono ricordato una cosa che ti devo raccontare. Lo posso dire chiedo. anche in live, ma Sì, sì, vai no, tranquillo, no, vai la tranquillo. edulcorerò. Il mio caro collega di lavoro, l'ho raccontato a Ok, Francesco oggi, che è un uomo comunque di 50 e passanni. C'ha il figlio che c'ha l'età mia che gioca pure lui della Play e tutto. ok. Me ne buono oggi è uscito in mezzo all'argomento Resident Evil. E ho fatto, scusa, Gianfranco, ma tu sei fan? No, come io pazziavo Resident Evil l'originale, un po' a PlayStation. Poi ho visto un po' a Netflix che hanno fatto sti film. Ecco, Così, non li ha detto vedere, una no. cosa. Io mo te la dirò in maniera edulcorata qua, poi muti e te la dico come me l'ha detta lui. Ok. Io poi non ho capito. Hanno fatto questa cacata di questo cambio etnico di Wesker. Allora, Muta un secondo. Quindi
io questa cosa penso che dal canale si capisca che Wesker è uno dei miei personaggi preferiti. è anche il suo. Sapere che c'è una serie di Resident Evil in uscita, tu dici, ma minchia, arrivano le prime notizie, c'è Wesker nella serie, minchia, bello, appare la serie e Wesker è diventato di colore. Non è un problema che Wesker è di colore, diventa un problema quando ci sono 28 titoli e 25 anni di storia dove hanno mostrato Wesker bianco e con i capelli biondi. Un po'. Visto che per la lore di Resident Evil esisteva il progetto Wesker, quindi ragazzi con abilità create in laboratorio da Spencer e dall'Umbrella, niente vietava agli sceneggiatori che hanno creato questo, che di base è anche un bel telefilm. Mi è piaciuto, però quando ti arriva a scene Wesker nero, che in una scena scende travestito proprio da Wesker col capello biondo e col giacchetto di pelle e sembra Wesley Snipes, diciamola così, potevano benissimamente creare un altro personaggio che avesse come cognome Wesker collegato ad Albert Wesker ed era di colore. Non ci sarebbe stato nessun tipo di problema, però no. Doveva essere lui. Come notizia degli ultimi giorni, la persona che ha curato il marketing di Concord, quindi sono falliti 200 milioni di dollari, così, è stata assunta da Microsoft e tutti quanti hanno detto, va bene, aspetta un attimo, vediamo un attimo. No! Dove la mettiamo? È stata messa a gestire il marketing di Halo. No. Primo messaggio di questa persona che ha postato riguardo al suo nuovo lavoro. Ora sarà fatto come una battuta, sarà fatto in un certo modo, però se il primo messaggio che dice sì, adesso porteremo tanti elmetti da gatto in Halo, io per i fan di Halo inizierei a dire guarda, fatemi una grattatina di palle perché dopo Assassin's Creed, dopo tanti titoli, dice Reagan, giustamente, dato che alla fine queste serie fanno tutte cagare, tanto vale che facciano ridere almeno. Effettivamente Wesker tipo Wesley Snipes ci sta. non si può, non si può. Quindi lui è rimasto un po' scottato da questa cosa. Oggi però l'ha detto in una maniera non troppo educata. Fatto pisciato. Io a te oggi pensato oggi. Ah, Kill Wesker, cosa? Cioè, sfondi una porta aperta, già fra. Se c'è un personaggio che esiste da anni, perché deve essere inclusivamente fottuto in modi che non serve a niente? Cioè, questa è la domanda che io mi chiedo. Anche il rumore di Denzel Washington come Magneto. Io lo dico, Denzel Washington è mio padre, ma Magneto è sempre ebreo. Quindi c'è un problema. Non è che uno è contro il gender swapping o quant'altro, però se, ecco, per quanto riguarda i fumetti, se sono opere che esistono da anni e anni e anni e per conoscenza comune sono fatti in un certo modo e tu li vuoi trasporre al cinema, su serie e quant'altro, che cazzo che questo modo qua non è così che aiuti le persone a farsi notare e a includere nella testa delle persone il concetto che bisogna essere un pochino più tolleranti e rispettare gli altri. Però c'è Wesker nero. Però c'è Wesker nero. Ah, aspetta Gianfranco, aspetta, mo ti posso usare a te, aspetta. Collega mio, che c'entra? Aspetta. Prendo questo e stanno facciamo Biancaneve mulatta, tra l'altro con l'attrice molto molto simpatica e assolutamente non una Biancaneve, una ragazza bianca come la neve, e no. E sono penso le prime 3-4 righe del libro originale. Che poi l'attrice, ci sono testimonianze e interviste dove dice che Biancaneve è un'opera di merda antica e che deve essere un attimo rivalutata e sistemata, bla bla bla, cazzi e mazzi. Quindi dico io, tu attrice, 2 punti, ma se non ti piace un'opera, perché dici sì, fatemi fare il film? Per i soldi. Così come è uscito fuori che un'altra persona che è stata assunta da Microsoft per il nuovo Halo, è uscito fuori un suo post del 2013 dove dice, in sintesi, io non parteciperei mai a un gioco o alla creazione di un gioco dove si spara. E ti fai assumere per Halo, cioè non... Ah, vero che in 10 e passa anni può cagnare qualcosa. Sì, dal però... 2013. Però un po' strano comunque, diciamo. Però... E vabbè, i soldi, i soldi. Coerenza, portami via. Mulan di Cosenza, da dove viene francese? Esatto, cioè ci troviamo. Mulan calabrese.
Purtroppo, e non lo dico con cattiveria, il problema di tutte queste persone definite woke, o più che woke, per me sono semplicemente persone sfaticate che non vogliono applicarsi nella vita. Cacciate fuori i coglioni e create allo stesso modo come sono stati creati Biancaneve, Wesker, i Sette Nani, qualunque personaggio classico che esiste da 50 anni, cacciate fuori i coglioni di attivare il cervello e create qualcosa di nuovo senza prendere per forza dal passato e modificarlo come vi pare e piace a voi. Se avete i coglioni di farlo e lo sapete fare bene, va benissimo. Vuoi camminare vuoi andare in giro e fare pubblicità alla Warrior Energy per 7 giorni e ci danno 60? Sì. Via. A posto. Loro vogliono strumenti. La R70 dov'è? Questa sarebbe buona per il ritorno. A Torerri. No, tu sei troppo lontano. Oi, Gialuarto, bonsoir. Lui giallo. Per questo lo sapevamo che non t'avevamo visto in questi giorni. Perché Bravo, dove sei bravo. arrivato? Dove sei arrivato? Allora, abbiamo anche la prima sponsorizzazione. Che bello. Quindi tra 7 giorni prenderemo dei soldini. Allora, a questo punto facciamo così. Facciamo così. Ci abbiamo 7 skill point. Allora, tu qua che fai? Sono arrivato oltre la boss fight contro il migliore amico di Barret. Ok, ok. Allora, Gianma, io direi con un'abile manovra. Dai. Questo è quello che costa 10 come soldi, Minchia. però fa un bel po'. Facciamo pure questo qua, così abbiamo completato Ora uno sto skill esplorando il 3. deserto, ho pianto troppo. Vabbè. Vabbè. Sono molto contento che tu ti stia divertendo, Giallo. Ok, quando usi una delle skill di base, c'è il 50% di diventare ispirato. Ok. Bene. Allora, questa fa. Mm, Non male, però. che così noi comunque siamo messi bene. Più che Mi, altro. mi ficco la lingua in culo. Madonna mia. Io ero in live con Francesco nel momento di trama più flippato di cervello e non diciamo dove così da non fare spoiler a No, no, Gialluarto. no. E io ero in live con Francesco dove abbiamo visto cose succedere all'improvviso. Che poi era un pomeriggio, doveva essere una parte tranquilla. Quindi Francesco è venuto in live, facevamo due chiacchiere. Partita una cutscene all'improvviso, siamo rimasti. Che cazzo sta succedendo qua? Stonati. Non si Io mi capiva manco ricordo il che tu cazzo. mi hai fatto assistere al finale. Sì. E io voglio dimenticare. Anche perché non ho capito. Poi io aspetto con ansia e tracotanza Dragon. Gialuarto che ci fa sapere cosa ne pensa del finale di Final Fantasy VII Remake, Rebirth, Trilogy. È un continuo, è un universo alternativo, è Nomura che ha assunto droghe pesanti? Non lo sappiamo, non lo sappiamo ancora ragazzi, stiamo cercando di capirlo anche noi. Come ha fatto quella persona a prendere la patente? Davvero, come? Oh beh, fammi passare. Molto introspettivo. Ah, però abbiamo perso uno di energia. Ok, quindi con calma. Allora, Non c'è manco bisogno anche che ti proprio mi ficco la lingua in culo. Basta dire mi astengo. Cioè sei proprio. mi trattengo. Vabbè, irruento proprio. Allora, terreno accidentato. Le loro innamorate non mi stanno dando fastidio. Apprezzo rivedere Zack, ma vedremo. Perché è stato infido e bastardo, Gialloa. Sì. Punta sul sentimento, punta. Non le ha messe all'inizio certe cose. Che ha detto se le metto subito la gente scoprirà il mio piano. Messe un pochino dopo. Tu goditi il gioco, Giallo, divertiti, nerda, Cazzo, a bel parte che gameplay, abbiamo bello. fame. Io ti posso dare il consiglio come l'ho preso io Final Fantasy VII Rebirth. Bellissimo gioco, stupendo, ne voglio altri 8. Quando si accende l'interruttore della lore generale, spengo il cervello, penso a Final Fantasy VII originale e va bene così. Va bene così. Clicca i tasti, Giallo. Esatto, bravo, esatto, sì. Il Allora. riassunto, sì. Premete quei maledetti bottoni. Questa è brutta. Questa veramente è brutta. Ci serve un po' di scudo.
Uno di benzina, vai. Danno al veicolo, però lo accetto. Capa da cazzo. Allora, Come il sistema è favoloso, devo ancora capire come usare bene che zip. Mio padre. madò che bello. Io uno ne volevo usare, me l'hanno fatto usare. Neanche a dire esce il gioco e poi ti dicono no, non lo puoi usare. No, intervista il giorno prima, mi scusi signor Romura, si può utilizzare? Ah, no. Oh, pizza e merda però. Sanghi dei tuoi... Scegli tu. E ti prendi anche in giro su sta cosa del Oh. gioco. Vabbè, tu devi essere sfortunato. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ci dobbiamo riposare perché sennò casa fa una brutta fine. Ti prego, arriva in città, ti prego. Ti prego. No, 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 tu sei un problema. Dai, qualcosa di buono, dai. Spero di poter usare di nuovo Zack, ma non mi dite nulla. Goditi il viaggio, sono stracurioso di usare Sid e Vincent. Tu facci sapere ogni sensazione che avrai, anche dicendo parolacce a Nomura volendo, perché noi lo trattiamo tranquillamente Nomura qui sul Da canale. uomo di merda soprattutto, qual è? Perché io continuo a dire voglio un bene dell'anima a quella persona per tutto quello che ha portato in certi titoli, però su altre cose, o tu cazzo, cioè detto proprio un attimo in francese, con tutta la tranquillità del mondo, con tutto a posto. Però cagato, oh cazzo. Non si può, Nomura non si può. Tu gioca, vedi tutto, quando arrivi alla fine o a certi punti che vuoi commentare con noi, tu vieni qui. La porta è sempre aperta, vieni e sfogati. Questo è lo sfogatoio dei videogiocatori, il mio canale. Tu vieni e ti sfoghi, vai tranquillo. Ti faccio giocare, vai, vai. Prepara a dire tante parolacce, dici tante parolacce. Fidati, fai una bella scorta di parolacce. Fai sgroddel? Sì. Allora, trasloco fatto. E abbiamo preso altri soldini. Mi ucciderà un giorno. Allora, qui c'è solo un palazzo abbandonato, però c'è una situazione qua. Allora, riposiamo così ci riprendiamo un attimo. Cazzo, devo prima mangiare. Abbiamo qualcosa per mangiare? Cioccolato. Ok. Allora, esploriamo qua, vediamo se troviamo qualcosa a questo punto, anche perché noi dobbiamo andare a far riparare la macchina. Qui niente, qui niente. Tu per il momento già divertiti, innanzitutto gioca e divertiti. Quella è la prima cosa. Però ricorda, Final Fantasy è obbligatoriamente, non per farti spoiler, c'è un periodo di gioco e divertimento e c'è un periodo di bestemmie. Poi scegli tu come bilanciarti le due cose. Divertimento con Final Fantasy VII Rebirth sempre, fino alla fine. Infatti io l'avevo mollato perché ho detto vabbè, poi uscirà un DLC dove magari non usciranno DLC e cose varie, mi sembra che sia stato confermato, quindi sinceramente mi sa che appena possibile lo riprendo e mi termino tutte le battaglie rimaste in sospeso. Ho detto gioca, divertiti, goditi le cutscene, goditi ogni singolo istante, ogni singolo evento che succede nel gioco, tu te lo devi stragodere. Però quando si tratta di trama grossa che ti fa capire determinate cose, spegni il cervello, giallo. O spegni, ti diverti di più. Allora, altre due riviste zuzze. Io gli spacco la faccia comunque però. Pillole di caffeina che recuperano 4 di energia, ok. Un'altra tanica di benzina e dello scotch. Allora, a questo punto noi potremmo andare. Ci serve un meccanico comunque a Un noi. metal meccanico. Ed è nella città a fianco. Ok, andiamo qua e ripariamoci la macchina. Signore, non vuole niente, tu... Va bene. E andiamo avanti. Confermato DLC con battaglie Chocobo sotto coca. Almeno sarebbe qualcosa, almeno che...
Non so se possiamo farle queste cose. La parte che più mi ha divertito in live e dove ho detto tante parolacce, ci sono le live che testimoniano quello che sto dicendo, non penso di... Gianluardo, tu quello che succede e quello che c'è nel Final Fantasy VII originale lo sai già, giusto? Quindi se ti dico una certa cosa tranquilla, non di trama principale, ma di attività che puoi fare all'interno, penso che sia una cosa che tu già sai. Ok. Le corse dei Chocobo. Tutta la questline e tutto quello che riguarda le corse dei Chocobo. Lì ho goduto come un riccio. Davvero. Veramente, veramente tanto. Là mi sono divertito. Anche perché a livelli alti erano non tanto semplici le corse, quindi... Ecco, quando poi arrivi al gold... No, ma tu là ci passi le giornate. Che vuoi? Ma che vuole questo? Levate! Siamo stressati, Levate! no? Che comporta lo stress adesso? Sti russi e merda. Ragazzi, perdonatemi, ma sto con la febbre e il raffreddore, quindi faccio più schifo del solito. È tutto dire. Mamma mia, ci dobbiamo assolutamente riposare. Allora, da qua come ce ne usciamo adesso? Ho capito, ma che cazzo vuoi tu qua dietro? Allora, facciamo... Mamma mia, 3 d'energia, mamma mia. Allora, Braccobaldo John, dammi... E lo stress se n'è andato, a posto. Quindi già è una cosa in meno. Poi... Facciamo... Toglierne 3, 2, 1. Zina veicolo. Aglia. 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 Ok, meno male che avevo gli scudi. Allora. Facciamo così. Facciamo così. Ci serve un cazzo di albergo. Allora. Siamo anche affamati un bel po'. Siamo ancora stressati e a questo punto... Ah, cazzo. Però posso fare così. E vaffanculo. Allora, dobbiamo assolutamente mangiare qualcosa. Ok, a posto. Vedi, ha scritto giallo, invece due È messaggi. stata bella tra l'altro la fight contro Genova nella nave prima di Costa del Sol. Sì. Yuffie per ora a livello di gameplay è il PG più forte. Era uno dei principali che usavo. Sblocchi le abilità elementali, le carichi la sua bella armina e inizi a menare come se non ci fosse un domani. Poi dopo ti fanno male le mani, però sei contento. Ok, siamo ispirati. Va bene, allora. Sigarette, a questo punto le mettiamo qua. Questo poi si venderà. Questo ce lo mettiamo qua in caso di emergenza. Questo recupera le energie ed è importante. Sigarette le mettiamo qua. Questo si venderà. Pugnale lo possiamo pure vendere dopo. Quindi questo milkshake va bene. Tè rovesciato va bene. Caffè rovesciato va bene. Giornali zozzi ce li teniamo, non li vendiamo, che siamo tutti una banda di depravati, quindi sono tre, penso 3-4 locandine, copertine diverse, quindi le collezioniamo tutte. Sì, per Magari ci forza. sarà qualcuno che ci chiederà dei giornaletti zozzi e ci darà dei soldi, quindi... Beh, penso che siamo quasi arrivati. Sto pensando Sì, di sì, sì, sì. metterla come leader del gruppo. Allora, io visto che è la storia, tra virgolette, di Cloud e compagni, sinceramente avevo sempre Cloud come capogruppo e capobranco, però come switchavo il fight,
passavo principalmente agli uffi. Che cos'è questa cosa? Nuova missione primaria. Sì. La no... Sta morendo la nonna, già ammazza. No! No, andiamo dalla nonna, ragazzi, aspetta, aspetta. No, aspetta, aspetta un attimo. No, il dottor Vasvani! Ha il cancro e sta morendo la nonna. Ragazzi, non andiamo più al concerto, andiamo in un'altra LAN. Va bene le corse in macchina, Ma ma la nonna è la nonna. sta morendo la nonna, No, ragazzi. no, raga, nonna no. Ragazzi, siamoci tutti una mano sulla coscienza. Figa. Mostri. Bravo guidatore, quindi guidiamo anche più velocemente adesso, quindi siamo molto più veloci a Ce ne muoverci. priviamo. Ed è nella stessa città dove dobbiamo prendere il biglietto. Sta morendo la nonna. Allora, innanzitutto entriamo dal meccanico e lei può rubare anche qualcosa dal meccanico, quindi in tutti i negozi può rubare qualcosa. Cioè, Va bene? Allora, nonna, che tempismo di merda. no ragazzi, io prendo il multispray perché a Dai. questo punto ci può pure servire qua. Quindi questo lo mettiamo qua. Ti vendo tutta sta roba che non serve e ci facciamo un pochino di soldi. Questo al momento me lo voglio tenere. Cioccolata ce lo teniamo. 2 rotoli per pulirci ce li culo? teniamo. Il culo anche, sì. Lascia crepare la vecchia e facciamo il No, Sanremo. no, no Francesco. No, è No, Regan. No, no, li sto chiamando tutti. No. Guarda che sei un mostro. Lascia crepare la vecchia. No, ragazzi. Questo è stato bellissimo. Mettiamo benzina. Mannaggia. Oh. Ipo voglio sapere, il medico di nostra nonna, come cazzo ci ha trovato qua in mezzo al nulla Vabbè. e ci ha fatto arrivare la Ci ha lettera. fatto arrivare Ma va la bene, lettera. va bene, Grande medicone. va bene. Allora, a questo punto, tu... Ne. Allora, noi da qui ci conviene andare. Ci servirebbe un posto dove riposare, ci servirebbe qualcosa da mangiare. Allora, perché abbiamo fame? Noi dobbiamo andare in una città con un centro grosso più grosso. Allora, noi siamo qui. Explore. Allora, da dove ci conviene andare? Allora, noi siamo qui. Sezione shop, garage. Niente. Allora, mo adesso sono cambiati tutti i piani. In realtà non tanto, che noi dobbiamo sempre arrivare di nuovo qua comunque. Solo mo ci conviene. Torniamo per dove siamo arrivati. Scusatemi. Vediamo di prendere qualche lavoro altro qui. Vediamo di farmarci qualcosina per poter continuare. Prima sulla superstrada. Saliamo qui a... Questa è zona Secondigliano. Vai su, vai su, vai su. E poi da qui arriviamo a Londra qua. Ok, allora. Non ci abbiamo alternative. Lui non vende niente come cibo. Benzina fatta. E i soldi stanno rifinendo di nuovo. Hai saputo che lo scandalo è inventato da Luca Bright? No, cos'è successo? No, questo me la son persa anche io. Che me so perso? Che è stata? Oh? Spiega un po', Giallo, appena riesci, perché siamo curiosi ora. Infatti penso che a questo punto mi vado a recuperare la live di Sabaku mentre sto lavorando, me la metto in sottofondo e cerco un attimo di capire. Un cervo! Cervo a primavera. Ok, signor cervo. Ottimo. Allora. Tu qua?
E tu qua. Oh no, ha iniziato pure la tempesta del Minchia. secolo. Ancora non avevamo trovato mai la pioggia. Questo è pesante, eh. Sta piovendo pure bello pesante. Quindi cosa comporta la pioggia? Che di certo ci sarà qualche cazzo che ci darà problemi. Dai che ci arriviamo più velocemente. Dobbiamo vedere di comprare qualcosa da mangiare. La review guide di Elden Ring. Secondo Luca Wright, i recensori che hanno fatto recensione del DLC di Elden sono falsi perché hanno usato la guida. Secondo Luca Wright, il DLC ha difetti grossi e Bandai ha voluto dare le guide ai critici per far sì che dessero voti alti. E quindi? Questa è la supposizione di questo No, dico, e quindi questo. Io non so manco chi è sto Luca No, Wright. non lo conosco manco io, sono sincero. E quindi, cioè, il problema dov'è? Io ancora non l'ho giocato, io sto aspettando il momento adatto per prenderlo. Nel culo? Anche, Ok. anche. Però, cioè, che sì, gli Elden Ring sono perché hanno usato Luca la giusto ha sbagliato. Quindi, giustamente, se un recensore ha provato il titolo, sempre giocando con le mani, anche leggendo una guida, quindi tu dalla guida leggi, vai a prendere l'arma nel posto X. Però ci è arrivato. Però i nemici non è che ti vedono con la guida e No. ti fanno passare, tu comunque devi essere bravo a giocare, li devi sconfiggere. Quindi, signor Luca Wright, seppure persone influenti o non hanno provato e dato un voto positivo a questo gioco avendo le guide, e sti cazzi sto- Il maestro era sconvolto. ci credo, ma non c'ha proprio senso sta cosa qua. Questo è il grande problema, questo. Allora, Ma è sempre bello vedere che si continuano a fare sempre polemiche sterili e inutili. invece di dire è uscito un bel DLC che costa il giusto e ti dà tantissime ore di gioco, altri DLC dovrebbero prendere spunto da lui. No, perché ragazzi, purtroppo soprattutto chi cerca di farsi notare su internet, mi ci metto pure io nel mezzo. Ragazzi, il modo più facile davvero è quello di inventarsi la cazzata che faccia colpo e che faccia dire a tutti noi ma che cazzo dici? Per guadagnare visualizzazioni e girare nell'algoritmo. Il modo per sconfiggere queste cose? Ignoriamole certe persone, perché sono soltanto richieste d'attenzioni da parte loro. Se queste persone sono abituate a dire le cose in un certo modo ed è giustissimo che dicano quello che pensano, ma così come c'è la libertà di parola, c'è anche la libertà di non dire cavolate, baggianate, zuzzurellate, mettiamola così. Cioè, ha detto Giallo, si è scoperto che Luca poi è un hater di From Software. Quindi già da questo, se sei un hater a prescindere, il tuo parere già non ha più senso. Perché sei un hater. Quindi hai odio indiscriminato verso la cosa. È un designer e critico, ma a quanto pare stupido. Raga, vi posso dire la mia, sinceramente, al giorno d'oggi sono tutti designer, Va. critici, Sviluppatori. giornalisti, sviluppatori, critici, Sì. commentatori, massimi montatori Maestri estremi, di arti marziali. maestri di vita, maestri economici, tutti sanno fare tutto. Raga, volete sentire un consiglio proprio da un vecchio di merda, boomer, incel e qualsiasi altro complimento mi fanno di solito? Ragazzi, non si può arrivare tutti al primo posto, no, è impossibile. Possibile. Costruitevi una vita per quello che vi piace, per come vi piace e che vi fa stare bene e tranquilli. Voglio, non è che se fate i presuntuosi e credete di arrivare per forza in cima agli altri, vivete meglio, eh. Quindi invitiamo chi dice queste cose Darsi fuoco. No, no, quello no, quello no, quello no. Dai, non puoi Consiglio, esagerare, ecco, puoi il esagerare. consiglio corretto che do a questa persona. Spara un po'. Imparate ad utilizzare al meglio il vostro tempo. Se tu sei un hater di From Software, No. invece di mettere a fa casino su un DLC che neanche ti interessa, usa quel tempo per giocare qualcosa che ti fa divertire e non rompere le scatole a persone che forse quel titolo può piacergli così No, com'è. Amuri. No, Amuri. vabbè, Non ti può Vabbè. piacere il titolo, da zio. vabbè. Mi dispiace. Hanno detto no. Ma l'hanno detto loro, eh.
detto, no, tu devi esplodere. Tra l'altro la live in cui Luca ne ha parlato era con una ragazza che ha detto il level design del DLC è una merda. Questo io non ve lo so Ricorda giudicare. quello che ti ho detto prima, molte persone hanno capito questa semplice cosa. Dici cavolate grosse, ti attiri persone che sanno benissimamente com'è la verità e che ti possono far fare anche brutta figura in alcuni casi, e loro sanno che dicendo così e successivamente parlandone da Sabaco e Pregianza e successivamente così come tanti altri avranno parlato di questa cosa, se su 1000 persone anche solo 500 hanno iniziato a seguire il canale, il format o quello che fa questa persona, hanno ottenuto il loro scopo. Perché visto che sono hater di From Software, a loro penso non interessa minimamente un cazzo se un titolo From va bene oppure no. Però molti si reputano furbi a tal punto che pensano che facendo scena e facendo i galli del pollaio, mettiamola così, Sì. loro vi aiutano. Queste persone sono convinte che loro, dicendo queste grandi verità, questo ragazzi, ho scoperto la cosa che nessuno era sotto gli occhi di tutti, nessuno si è reso conto di niente, ma io sì, sono bello, bravo, intelligente e so fare anche Il caffè. i rutti con le ascelle, so fare pure Bello. quello. Quindi voi mi dovete stare a sentire perché io lo dico per il vostro bene. Voi credete di sapere? Voi non sapete un cazzo, ve lo dico io. Ecco, questo è il ragionamento che secondo me molti fanno. E secondo me hanno, quando arriva un mi piace, un like o qualcosa che gli piace davvero tanto, secondo me hanno una sorta di orgasmo. Quindi non penso sia un modo tranquillo con cui vivere. Poi, se a voi piace così, contenti voi, contenti tutti. Le gustibus, però ho qualche problemino. Come se io domani faccio un video su YouTube e mi metto a parlare di una ditta di bicchieri di plastica che fa bicchieri bucati e dico che è una merda. Cosa c'entrerebbe? Sì, sì, che, Maro, sì, che cosa adesso? Pensa. Anzi, aspetta, sì, perché sì, frutta, forse, non lo so. Non so. Allora, noi possiamo riposare qua in mezzo. Ah no, aspetta, ok. Abbiamo recuperato un po' di energia. Mamma che viaggi di merda, però sta per morire Che la nonna. vodka avevo preso. Allora, la nonna tra quando muore è brutto da Ma dire. non si può fare così. Mostro. Dobbiamo arrivare entro il 12 dalla nonna. Se non schiaffo. Noi siamo all'8. Corsa sfrenata verso la nonna. Io sono stufo di queste cose di essere. Sì. Ma è quello il punto. Fanno casino perché vogliono mettersi in risalto e acchiappare persone che li seguono. Una boffa di coglioni. Quindi se personalmente credo, ma giusto per una cosa di logica, attenzione, non dico che ad esempio Sabaco e Pregianza ne hanno parlato e hanno sbagliato, assolutamente no. Su situazioni del genere, spiegandole e motivandole così come mi hai detto che è stato fatto, va benissimo. Il problema è che, secondo me, col tempo, se si continua a parlare di questa persona e questo nome continua a girare, sono sempre di più le persone che si avvicinano a questa tipologia di persone che dico tranquillamente non so che contenuti fa, non so che cosa porta, non so qual è il suo pezzo forte, però su questa cosa del DLC di Elden Ring per me è una grandissima cagata, quindi Una cacata se pazzesca. questo è il biglietto da visita con cui devo conoscere un creatore di contenuti, sinceramente preferisco andare su Pornhub e vedermi un porno. Penso che sia Beh, tempo no. che spendo anche in un'ottica più divertente. Sì, Secondo sicuramente. me. Divertente sì. Secondo me. Divertente sì. Poi mi concedo un giorno quando non ho niente da fare da andare a vedere altri contenuti. Magari può darsi che una virgoletta. Sciocchezze si dicono nella vita. Pure strunzata, però poi quello è un altro discorso. Sì, è una fatta, però sì. Ok, un pezzo per l'auto dove possiamo abbiamo un cucinito da macchina e possiamo cucinarci delle cose. Ok. La Rule 34 di Tifa. Anche a quel punto. Spendi del tempo leggendo questo libro e quando lo finirai potrebbe succederti qualcosa. Ok, Ok.
Noi però dobbiamo solo arrivare in città e metterci un attimino. Ancora, basta. Vi prego, fateci arrivare in città. Sta morendo la nonna, ragazzi. Ragazzi, non cagate il cazzo per piacere. Sto Luca è amico di Pregiazzi, infatti è rimasto deluso da sta. Ci credo, soprattutto se è un amico, è una persona con cui forse ha pure collaborato e quant'altro. Senti dire ste cose e tu Non è dici, proprio bello, ecco. ma che cazzo? Ma non perché sta persona non possa dire quello che pensa del DLC di Elden Ring, attenzione. È che giudicare se un DLC è bello solo perché chi ha avuto modo di provarlo prima, in contemporanea, gli è stato regalato da From e quant'altro, gli è stata regalata una guida per aiutarli a mostrarlo per il meglio. No, è molto Ripeto, diverso. se sulla guida c'è scritto tu fai questi 8 passaggi, fai 8 capriole, sai, solita cosa da gioco From, e c'è la super boss fight finale, quella super incazzata, cavaliere senza nome, eccetera, Ah, eccetera, sì. eccetera, tu là ci devi arrivare, ci arrivi con la guida e ti risparmi e... Ecco, carissimo Luca, usa l'intelligenza quando dici certe cose. Forse se From ha dato le guide e ha suggerito ai content creator di usare la guida senza problemi, perché credo pure per Sabaku, Fregianza e chi altro, mettersi lì in live su Elden Ring non per 10 ore, perché Sabaku lo sappiamo, ci starebbe anche 15 ore, 20 ore, però penso che abbia anche altre cose da fare. Quindi se con piccoli inizi è fatto in un certo modo, puoi aiutare un creatore di contenuti a mostrare quello che tu vuoi come casa di sviluppo e comunque poi questa persona dovrà affrontare quella fight o quel punto lì. Il Sì. problema, cioè, non... E poi la guida arrivava fino a Relana, quindi in ogni caso è inutile. Vabbè. Ah, Francesco aveva detto vivo e muoio per le polemiche sterili. Sei fortissimo, Francesco. Sei Guarda, fortissimo. Sei il più forte di tutti. Poi, guagliò. perché non penso che se prendi la guida di Elden Ring e del DLC mentre stai facendo una boss fight e tiri la guida contro il televisore No, vale funziona. come... Quindi, Te lo posso assicurare, ho visto su internet, funziona. Su internet, non è colpa mia. quindi ricordiamoci, abbiamo tutti la libertà di dire quello che pensiamo, dobbiamo solo regolarci dal non dire Cazzate. cazzate. Lo so, Giammo. Sei bellissimo. Guide per rap. Aspetta. Guide per Rampage. Il gioco che ho fatto io per un esame. Non gioca. Francesco ha fatto un gioco per un esame. Francesco, ma tu queste cose no? Ma Te scusami. lo dico in napoletano italianizzato, nel sangue dei tuoi defunti, tu Eh, quando te le fai uscire queste cioè cose? almeno. Noi mo, da qua te Ne ho lo dico, fatti due. Francesco, Ma. se a me entro 48 ore non mi arrivano questi giochi e mi autorizzi a portarli in live, C'è de casino, finita Francesco, E ti chiamo brutto. metto il pulsante banda Francesco a un punto canale, l'ho risalito a 1500 punti, lo scendo a 1, hai 48 ore di tempo Uomo Francesco, avvisato. stato avvisato. Casino. C'è un quarto d'ora di scomodo. A posto. È stato cancellato, me ne sbatto i coglioni, tu adesso vedi come devi recuperare questi giochi, un video, qualcosa e ce li devi far avere. Punto. Dai, su. Alternative non ci sono, Franci. Non ci sono. Non fare il bulldog. Non ci sono, Franci, Non ne alternative. voglio vedere manco pittato. Vabbè, ma per i tuoi amici almeno una cosa per farcelo provare. Io ho tipo 11.000 punti. Eccolo là. Arriva Reagan. No, Reagan. No. State buoni. Allora, un altro caffè. Ma non hai proprio più niente, Vabbè, poi ci No, racconti Franci. com'è allora. No, no, no. Bruttissimo esempio. Hai tenuto una cosa del genere nascosta da 2 anni e non me l'hai mai detta a me quando eravamo lì e non ce l'hai mai detta in tutte le volte che ci siamo sentiti. Oh, Questo è uno sbaglio grosso, Franci. Franci, hai cacato. Ecco, questo è il ha cacato cacato del del puzzo. puzzo. Hai Sì, cacato del puzzo, sì. Franci. Tu ti meriti pensieri intrusivi, ti meriti. Ecco. Guarda, veramente non ho parole. No,
no, vergognoso. No, no, Sono no, no. rimasto male. Rimasto un po' male. Allora, mettiamo 10 dollari di benzina. Abbiamo lavorato a botte di 10 ore al giorno per far funzionare il sistema randomico degli item e delle stanze. Vabbè, continua, Francesco. Dacci altri dettagli, vai. Vabbè, gliel'ho chiesto io però. No, no, vai, vai. Gliel'avevo Tanto poi lo giocheremo. Tanto, Beh, il ragionamento è semplice. sì. L'hai programmato ed è stato cancellato. Benissimo, lo puoi riprogrammare, Francesco. Sì. Sai come devi fare? L'hai già fatto. Rifallo. Se lo vedo anche solo scritto vomito. No, Francesco. Francesco. Dai, Francesco. No, Ma Francesco. Francesco, non fare così, Francesco. Francesco, deve uscire sto coso. Un'immagine, qualcosa. Dobbiamo vederla. Dai. Comunque questa gliela devo far pagare in qualche modo. Attivo. Allora. Vediamo se riusciamo ad arrivare dalla nonna prima che muoia. Il problema, abbiamo finito di nuovo tutti i soldi. Che bello. Quella è la parte divertente. Se chi cazzo se lo ricorda, l'algoritmo di creazione del dungeon è stato un volo pindarico durato una settimana di escamotage. Quindi c'erano dungeon randomici. Cioè, tu ti rendi Tu conto? continui a girare il coltello della piaga, Francesco. Vergogna! Mostro! Vabbè. E questo è uno. L'altro? L'altro si chiama Guldo. No. C'era la festa in Ramp Mage, ha detto Reagan? No. No, Reagan, niente festa. Noi abbiamo un carissimo amico che presto tornerà insieme ad Alan Wake e difatti domani lo contatto pure. Pure... Che lui anche stava facendo un giochino e una cosa per lui, ma che voleva che io mostrassi sul canale e mi fa immensamente piacere. Quindi sia Francesco che gli altri, se avete qualcuno che fa giochi, titoli un po' particolari, se li sapete fare voi e li volete far mostrare in live, li mostro io tranquillamente, di qualunque cosa tratti, tranquillamente, senza problemi. E allora sì, Regan per questo è stato eliminato. Che Sì, non c'era la pizza. sì, sì, per forza. Brutto esempio. Iniziamo a fare così. Ok. Sta cazzo di nebbia. Oh, vai, Gialluardo, non ti preoccupare, divertiti. Noi siamo bello. qui, aspettiamo che tu ci fai sapere Ciao qualcosa. Giallo, divertiti. E attento alle parolacce. Regolati. Gli oggetti sono considerati Swift e hanno un turno extra. Stiamo diventando dei cazzo di guidatori che a breve moriranno. Questi due non mi ricordo che sono. Allora, iniziamo a fare così. Verde arancione. Allora, possiamo fare verde e arancione. E ci dobbiamo per forza fermare. Come orario e 23:35. No, è preso ancora. Stiamo riuscendo comunque a fare un bel po'. Comunque dura un bel po', eh. No, ma chi sei tu? Mi casci con un sacco di bei argomenti pure di cui parlare e ti metti a chillare. Mi spiace che è morta la nonna, però sta morendo. Lo zio, ho capito, ma ne... Ce la faremo ad arrivare in tempo. Speriamo. 4 giorni ci abbiamo. Ragazzi, però, per piacere. Cerchiamo Allora, però, mamma mia, potevo pure a Roppo Festival. ragazzi. Ma giù, sta morendo la nonna. Un po' di rispetto per la nonna almeno. Facciamo così. No. Cazzola. Cazzola sì. Uso le sigarette. Come? Comunque questa stronza che ha Lizzi. Che vuol dire? Oh! Che significa, Francesca, frase? ET, telefono casa, Polunga, non è una Mac qua. Che come parli? Ma quando ci dice a schifio uno potrebbe andarsene per un'idea. Ma che cazzo hai detto? Dende, ma che lingua parli? Papà, io parlo italiano. All'ezzica la meglio, cugione. E quando si capisce, ma questo allizzica che mi sfugge un attimino. Cioè, questo parla come parla con le sue sorelle a casa. Oh no. Sfoderanno la tecnologia. Ah, è scarico. Va bene. Sei stato poldonato.
Allora, c'è un arcobaleno, non so dove perché c'è un nebbione che non si vede un cazzo. Io mi immagino quelli della clinica che vedono arriva una Volvo scassata con la pubblicità di un energy drink sopra e due fattoni dentro. Più pieno di spazzatura e cose varie che Io mi sei in immagino. auto. Allizzica, pungola, dà fastidio, fa partire A litigi. lezzicare comunque il campano. Francesco, io ti Franci, ricordo che la ma tu aspetta campagna però, è cioè, enorme. cioè Ma che vuoi? tu Ma sei non della Calabria, tu sei Napoli. della Calabria e tu vuoi dire a noi campani quali sono le parole campane? No, No, ma poi parliamo no proprio un dialetto Francesco, diverso, non è Francesco no, napoletano. ma non ho mai sentito sta parola Ma non è Francesco. napoletano, Oddio, infatti. non... No, è, Telefono, è tele... impossibile, così, non è mai napoletano. È qualche Dove l'hai dialetto sentito? di Forse merda. più che lui comunque ha dei parenti da queste parti, Lui quindi però è comunque anche lui menomato. è pure stronzo, però Sì. questo non c'entra al momento Allez. della storia, sì. Cambata, allez con sto mincia. A posto. Risolto e via. Campano, Francia non vuol dire nulla, è campano. Campano è generico. Potrebbe essere avellinese per quanto mi riguarda. Ok, più 10 all'energia, ottimo. Scusatemi. Ok, abbiamo finito pubblicità, quindi abbiamo preso dei soldi, Dai. ottimo. Allora, come lavori c'è foresta per 24 ore e visto che siamo ispirati non consumiamo energia. Vai, Allora, sono le 4 di pomeriggio. Potremmo fare 8 ore senza spendere energia. Sì. Prendiamo altri E grazie al 35 e cazzo, ma partiamo subito di notte. calabrese allora. Ho capito, Francesco. Voglio capire il tuo discorso. Ma campano non vuol dire che noi lo Generico, conosciamo. è Vuol generico, dire che verrà da francese. qualche buco di culo questo termine. Quindi perché dovremmo saperlo? Deficiente. Ma poi usa gay come se fosse un insulto. C'ha 3 anni, c'ha. Perché si è perso un gatto e ci davano 100 dollari ed è esattamente dove eravamo prima? No, gatto di merda. Vabbè. No, il gatto non lo prendiamo. Allora, Lo puoi bannare l'utente skill per piacere. point. Perché? Francesco. No, lascia stare il carattere. Bannalo, R62. No. Di nuovo lui Ma mi sta sul cazzo assolutamente oggi. Vabbè, no. banniamolo. Allora, 60 possiamo correre dalla donna, ci possiamo rubare qualcosina. Allora, ci prendiamo paninozzo per la fame. Compriamo coffee. Dobbiamo comunque dormire in qualche modo. Allora, questo c'è. Questo qua. Un po' di gomma. Biglietto della lotteria già c'è. No, 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 no. Dobbiamo andare avanti. Nonna ci aspetta. Allora, qui c'è caffè pub, explore e c'è un garage. Ok, quindi possiamo anche dare una controllatina all'auto. Però ci manca un po' di benzina. Alex. Perché pensi che l'abbia usato come insulto? Sì, avessi di sapere come dai la malizia negli occhi di chi guarda, caro il mio palle mosce. Allora, Francesco, se tu stasera sei in vena di critiche sterili e inutili, poi vai su un altro canale, veramente, perché non Ah, così lo stai abbocca. cacciando direttamente. Sì, Fallo sta. sì, guarda Fallo questo sta. dito, guarda No, Francesco, guarda pure questo a guarda questo pure punto. questo Cioè, qua. Tu sei un no, sta là quello proprio. Sei un pusillanime, sei. E basta. Pusillanime. direi anche pezzi e me. Però quella è Quello un'aggiunta. Quello che è il DLC, quello prendo là. le distanze. Quello è il DLC di Francesco. Questo, sei solo questo. C'è un altro autostoppista. Ammazzalo. Dai, vieni. Francesco, quella che mi hai mandato tu la foto. Questa l'avevo vista che Francesco mi ha mandato la foto Ah, di sì, una pure a me è bimba. arrivata una Ok, foto, sì. Sì, 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 abbiamo trovato la questa è bimba. lei. Bimba, tu che cosa fai? Va bene, Questa può essere usata solo al massimo dell'energia, toglie due di qualunque tipo, un'energia e un'auto. Minchia. non mi sbaglio. Allora, aspetta. Allora, Maria Leopolda, aspetta un attimo che ci abbiamo un po' di casino in macchina, aspetta. Maria Leopolda, io non ti posso lasciare mo qui. Allora, questa è vuota. Sì, sì.
Allora, questi li mettiamo lontano dalla bimba perché va a finire. Legge giornaletto zozzo. No, c'è No, problema. no, non si fa. C'è problema dopo. Allora, qua uno lo mettiamo qua. Questo lo possiamo togliere. Ecco qua, bimba, siediti. Toglierei il coltello da vicino alla Sì. bimba, ma giusto per, eh. Che c'è? Allora, Io difendo i miei diritti e tolgo accuse infondate sulle mie intenzioni dell'uso di determinati. Mi spiace mio caro protozoo, qui nessuno è offeso. Va bene, Francesco. signore e Va bene. signori, Francesco. Allora, aiuta la bambina. Dai, adesso suga un po', La dai. bimba sta cercando il suo papà e ti ha detto dove vive. No, Bimba, tuo padre deve aspettare. mamma e papà non No, e lo guarda sapevano. dove sta. No, no, non lo vedrai mai più. Bimba, ti facciamo conoscere prima nostra nonna e poi dopo ti portiamo a casa. No. Torna a casa. Dove sei stata, bella di papà, tutto il giorno? A casa della nonna morta. Non penso che è una bella cosa, Ah, è però scritto che ci fa una famiglia in autostrada. Prima tu effettivamente questo già figlia sarebbe un dell'auto. problema in una strada piena di nebbia. Ma sta vomitando? Che? Bimba, tutto bene? Ah, deve fare pipì. Faccio fuochi, ya. Allora, nel frattempo ci fumiamo una sigaretta. Bimba, però adesso non ti ferma ogni 2 o 3 secondi, per l'amor di Dio. Allora, c'è un camioncone grosso e ce lo dobbiamo togliere da mezzo. Noi dobbiamo riposare per recuperare le abilità comunque. Allora, capo de cazzo. Sta avendo il primo sangue, madonna, Regan, che sbocco, però. E non era proprio il momento di parlare. No, fermo. Ottimo. No. Po. Ok, arancione verde. Allora, quindi facciamo. Bimba, tu c'hai sempre l'abilità, quella là va bene. Allora, verde e arancione e non consumiamo energia. Ok, visto che siamo in zone dove già siamo passati, riusciamo a risparmiare un po' di carburante. Ok, stiamo comunque riuscendo ad andare. Sì, a me si va. Allora, noi siamo qui, nonna potrebbe morire qui. Da un momento all'altro. Quindi noi dobbiamo fare solo un riposino per recuperare le Un abilità e chill. correre verso nonna. C'è ancora nebbia, madonna. Ah, io però devo riattivare la musica. Allora. Ok, due sono distanti. Culo al solito. Facciamo così. Facciamo così e mi prendo un po' di danni all'auto. Ok, lui ce l'abbiamo qui. No, sei una bruttissima persona, sei. Allora, di questo c'ho 6 utilizzi. Ok, fatto. Aggiusta un pochettino le abilità. Allora, abbiamo 7 skill point. C'è un caffè. Dai, eh. Allora, c'ha la baguette. E c'è la baguette? La baguette. Torta. Oppure c'ha come questa macchina nera qui. Vinga, fai che sei per strada per piacere. No. No, non ce la facciamo a tornare indietro per consegnare la pizza. No. No. Sta avendo. No, non. È più una questione di pipì. Noi. Solo dico io, potevi cercare se possibile, almeno di trovare. Perché così all'improvviso su una superstrada con la nebbia, fermarti all'improvviso e scendere così è pure un attimo pericoloso. Capito, Quindi. Francesco, sei diventata ufficialmente figlia dell'auto. Non vedrai mai più tuo padre. Allora. Tu puoi ciucciarti qualcosa e ci ciucciamo un altro di questo. Controllo all'auto, l'auto sta bene. Non c'è altro qua che ci può servire.
Al massimo possiamo pensare di fare così. Si fa un pisolo e si recuperano tutte le abilità. Dai. Ci riusciamo a fare un tratto di notte, quindi ci abbiamo i vari potenziamenti. Ma... Oh, È chiuso. buonanotte Francescone. Oh, France, Ciao, buonanotte. ci sentiamo domani se ci sei, Francesco. E recupera il gioco. Buonanotte, France. Ciao Francesco. Allora, vediamo un attimo gli skill points. Ci abbiamo 7. Vado a dormire che mi devo svegliare, ma tutti dobbiamo. Vabbè, lascia stare, lui ha un modo particolare di fare. Parla strano. Lascia fare, è carattere. Parla tutto strano. Allora, prende. questo con 2 di armatura, assolutamente sì, e lo metterei al posto di questo qua. Poi Non lo abbiamo eliminato pure il GitHub, non esiste più in nessun formato. Va bene Francesco. ok, no, ci siamo bene così. Allora, a questo punto dobbiamo solo andare avanti. Noi abbiamo freddo, ma non abbiamo qualcosa da portarci che possiamo bere di caldo, quindi sti cazzi. E si continua a viaggiare di notte per la nonna. Quindi continuiamo per Inkbroken Spinkstead. C'è un garage e una stazione di servizio. Quindi abbiamo un'altra quest. Allora, iniziamo ad arrivare qua. Forse ci conviene fare comunque una tappa qua nella città grossa. Anche perché questa è? La tenda. Ok. Allora, noi al momento iniziamo ad andare qua. Ho sbagliato. Vai. Dai che ce la possiamo fare, dai. E la cosa bella è che noi stiamo facendo tutto sto casino per una questline, quindi poi dopo dobbiamo rifarlo ancora per le altre, quindi sì. continueremo a giocarci. Per forza. Che bello, che bellezze. Sempre 18 euro. Sempre 18. No, il prezzo normale. Un'altra autostoppista? No, non ci abbiamo lo spazio. Ci abbiamo lo spazio in auto, abbiamo troppe cose. Ah, mo ho capito. Sì, vabbè, mo è sparito da tutto l'internet. Allora tu ogni tanto ti fermi per fare pipì. Dai però. Dai. Posto. Risolto da solo perché abbiamo quello di notte. Quindi. Solo penso che per lei sia un pochettino scomodo che mentre fai pipì c'hai dei fari accesi addosso. Vabbè. Si abituerà. Wayback Machine si recupera il GitHub quando era disponibile tempo fa. Ma così è. Piccolo suggerimento. Noto che ci sta sentendo E poi glielo dico domani tranquillamente. Cioè, quello ha fatto un gioco e per 2 anni non va. 2 giochi e non ci ha mai detto niente. Niente. E non è che su questo canale parliamo di mortadella che tu dici, oh. Noi qui parliamo di videogiochi. Anche, soprattutto con immenso piacere. Ho fatto un battutone. Sì. Per me, dice la verità. Cerchiamo di farlo al meglio se possibile. Ah, dato che vabbè, mo Francesco già lo sapeva, lo racconto a te a ok. Reagan. Oggi sempre il mio collega a un certo punto se ne è uscito con una cosa. Se misse. Ha preso. Se ne studia la notte. Ha fatto una battuta. Così a un certo punto ha iniziato a ridere. Ha iniziato a fare, te lo giuro. Ma Giorgina ha fatto, wow, Green Goblin. Effettivamente. Wow, ma sì, guarda, oggi era uguale. Mi sono cagato sotto, tu a sta Willem Dafoe. Va bene, si torna alla progettazione. Non so, cioè, Regan, tu ti rendi conto io dove lavoro? Cioè, boh. Ma l'ha fatta, era normale, Regan, non l'ha fatta apposta. Allora, posso fare Stato così. orribile. Sono cagato sotto. A costo 0 e si prende un pochettino di benzina. Vaffanculo. Vabbè, cioè, quello tu giustamente ridere. No, ma a noi piacciono queste situazioni particolari, quindi. Allora, se si rompono adesso i freni, sono fottuto. Sono veramente fottuto.
Non penso che la macchina abbia degli airbag. Proviamo i freni. Le risate state fanno scattare. E il problema è che io ho avuto paura, però. Era diverso. Io agito, ecco qua, siamo morti. È lui. Willem. Oh no, traffico. Allora, questo però è ottimo. Un po' di Benzas. No, cazzara. Aspetta, aspetta. Allora, iniziamo a fare Ma così. tocca usabilità così. Qua iniziamo a toglierne 3. Due così, uno. Faccio così. Perdonatemi. Allora. Faccio. Uno. E questo qua. Manco a recuperare un altro po' di benzina. Ok, almeno ci siamo tolti il traffico da mezzo. Stiamo anche spando bene bene la bambina. Vai, stiamo facendo bene sto tratto qua. Ci dobbiamo solo un pochino riposare perché comunque abbiamo dormito in macchina, non abbiamo dormito in un luogo calmo e Con la tranquillo. bambina. Allora, tu puoi ciullarti qualcosa e noi continuiamo a ciullarci. Siamo pieni così. Merda. Allora. Però tu fai troppo casino in macchina. Allora, facciamo così. Dobbiamo fare un'abile manovra in questo modo qua. Così, Scartiamo questo. Questi zozzi non li possiamo levare da mezzo. Questi servono. Questi qualcuno se li prende, Gianmarco. Ho capito. Gianmarco, questi qualcuno se li prende. Allora, vediamo questo. Sigarette ce le teniamo, questo ce lo teniamo. A te a questo punto ti vendo. L'altro coltello lo vendo. Sì, Reagan, lo Birra sapevo, spillato. era... si chiama, Ronna Conferma mia. hanno dovuto censurare il bambino. È un film pure famosissimo questo qua. Non sapevo neanche di William Defoe che avesse il È un babbucchione film, mi grosso. pare sia forse Antichrist. Forse qualcosa. Eh sì, era nudo in quella scena. Gliel'hanno No. dovuto censurare perché a quanto pare c'ha un batacchio enorme. Vabbè, Detto, non so se tu la sapevi questa allora, cosa. piccolo aggiustino È a 10 glielo faccio. Insegnante di recitazione in un'università a Torino perché lui vive, c'ha una casa in Italia. Ah. E è andato L'avevo pure- visto spesso in Italia Va pure comunque. là spesso, me l'ha raccontato Geoff, il mio amico che sta nelle chiamate pure ogni tanto. Ah, ok, ok. Bellissima sta cosa. Allora, abbiamo fatto il pieno. Qui non c'è altro. A questo punto andiamo al cittadone grosso. La moglie italiana, esatto, bravo Reagan. Che vedevo spesso che era in Italia, Grande, quindi potentissimo. Hai capito? andiamo nel cittadone grosso. Tutto di qua e arriviamo da nonna. Questo sarà un altro finale, giustamente. Sì, Questo sì. sarà un altro finale. Dai nonna, ce la facciamo. E entro il 13 e il 9 ci mancano 12. 1, 2, 3. Sono altri 4 blocchi. 12. 12. Però comunque 9 in 3 giorni ce la facciamo. Ce la Sì. facciamo per forza. Sì. Anche perché è a brevissimo termine, quindi soldi e cose varie non abbiamo neanche il tempo di. Oh no, la gang del bosco. Salve, minchia ragazzi. Allora, mettiamoci un pochettino in difesa. Dai. Facciamo 1 e 1 ci sta, vaffanculo. Va bene. 1 qui. Un altro qui. Dai. Signori, scusate ma sta morendo nonna, quindi dobbiamo un attimo andare. Spero ci capirete. Ok. Bimba tra un po' sale di livello 2. Pausa pipì l'altra volta. Vabbè. Però qui non ci sono problemi. Se lo fai in autostrada con la nebbia, aspetta un attimo. Allora. Ok, livello 2. Fermi tutti. Hai sbloccato
cambia una di un'altra categoria, buona, e Forte. costa 0 e ha usi infiniti. Forte. E di notte dorme sempre, quindi almeno di notte non piscia ogni Non 5 piscia. minuti. Altro motivo per viaggiare di notte. Quanto beve? E Reagan a quanto pare molto per fare tutta sta... O c'ha problemi di minzione? Ho dimenticato di No, salutare il mio amico. Dai. No, no, dice salta in aria la casa, hai perso la partita, no. Ok, social. Ok, buono. Beh, che solo la Sì, bambina a perché questo punto molto deve sono arrivare a livello avanzati 3. gli altri, sì. Oh, che bello, la città grossa. Allora, qui giustamente è facile che ci troviamo un pochino più di traffico e di casino. Allora, siamo belli, siamo carichi, siamo pieni di amici in macchina, siamo anche pieni di raffreddore, quindi... Quanto ho detto? Sì, grazie. Subito. Allora, togliamo questo. Vedi, bello. Merci. Niente. Uno me lo prendo. Ah. Basta raffreddore, basta, non ce la faccio più, basta. È la cosa che più non sopporto. Vabbè, vuol dici? Basta, La sono nasamente. basta, basta. Siamo arrivati? Oh, finalmente siamo arrivati in città. Quanta bella gente. Che vino. Salve. Ah. Vabbè, Quindi comunque abbiamo dobbiamo attaccare. capito dove va preso Vabbè, il ci sta, biglietto. Vabbè. Occorre del fluimucil. Bravo, bravo, dove sta? I re ti sto mandando. Sono tutti bravo, re. Bel Allora, fluimucil mucolitico per c'è una pompa di espettorare. benzina. Qui ci possiamo ciullare qualcosa. C'è una patatina. Via. Allora, questa già ce l'abbiamo. Cochina bella fresca. Cioccolatino. E risparmiamo qualche altra cosa per la città. Ok, allora, cos'altro c'è qui? Salve. Connettiti su YouTube. Sì, sta YouTube che sta dando un pochettino di problemi. Quindi ogni tanto si discollega, non so il perché. Allora, possiamo prendere qualcosa qui e ci prendiamo un altro di questo. A questo punto male non ci fa. Qua non ci serve nient'altro. C'è una persona. Ok, però non c'è nessuno con cui parlare, non si capisce. Ok. Bimba sta controllando nella borsa, va bene. Negozio agroalimentare con oggetto in regalo. Però senti, senti. No, tutti. Compriamocelo un bel rotolo di Un carta rotolo POCES a C'ha questo 4 punto. utilizzi, ci sta. Allora, sapone. Aspetta, patate? Cucina? Patate cucina. Ricordati che questa roba va mangiata però in fretta, così, perché sennò si fa una merda. Va bene, mangiato patate. Allora. Gomma band no. Parti d'auto. Simbolo della polizia? Sì. È cosmetico però. Sì, sì, sì. Allora, qui vende un po' di tutto, Un vende. carrello. Questo è quello che ci serviva per la competizione. Sì. E le gomme d'arelli aveva detto, ma non Ok, c'ho capito così questa roba. no, ma non abbiamo neanche il tempo. Questo aspetta un attimo, però costava così. 87,50, madonna Questo mia. serviva prima. Quando avevamo i soldi. Mo' un po' meno. Aspetta, Gianmarco, aspetta un momento, aspetta un attimo. Tua sorella, quella svergognata. Allora, aspetta, aspetta. Vendi un pornazzo, vendili! Guarda, vendo questo perché ce ne abbiamo due. Ah, vendi un pornazzo.
26,30, 25. Andiamo qua. Tipo le patate del Mac che se non le mangi bravo Reghe. Ma Reghe, ma ogni tanto la vuoi dire una cosa sbagliata pure tu, Reghe? Cioè, impegnati, sbaglia qualcosa. Sbaglia ogni tanto. Cioè, Sbaglia, ma proprio ma pure tu, a sta tutto tempo applicata, così, cioè, sbagli, vai tranquillo, non succede niente. Però è vero, sono tipo. Cioè, pare che ci siamo organizzati apposta su queste cose. Ma nemmeno un minuto, è vero, tu basta che le fai rimanere un attimo là, cemento armato. Terribile. Tu prendi il pensiero, lo fai salire e poi lo tiri fuori. Ah, una di queste sere ti faccio Bimba. mangiare un panino buono. Comunque ti farò mangiare un buon panino, lo zio. L'ho preso l'altra sera. Buono? Guarda, lo zio, ti faccio arrivare. Ok, vabbè, quando si tratta di panini sono sempre disponibili. Mamma mia, zio. Accetto la competizione. Vuoi giocare a qualcosa? Allora, almeno arriviamo nel cittadone grosso e vediamo tutte le cose che ci sono da fare. Se c'è qualche lavoretto per incassare qualcosina di soldi, possiamo pure un attimino. Ragazzi, ragazzi, dai, ce la stiamo facendo. Dai. In culo. Ah, stanno litigando. Allora, 2. 1. Fuma 14 sigarette. Ne usi 2 al posto di 1. E questo È un bene o un male? Non Mi l'ho scusi, capito signor questo. gioco, mi scusi. Mi scusi. Dovrebbe essere invece Forse di usarne perché- 2 ne usi. Forse Però, perché le abbiamo fumate troppo e siamo diventati dipendenti. sì, Questa è una cosa negativa, quindi. ma erano troppo belline. Così. Contraccolpo. Va bene, va bene. Anche se metterne 2 in bocca è un attimino. Prenderne 2. Pure i per non cazzo. prenderne un altro. Lucazzo di piccione. Lupiccione da patata. Un piccione di mamma. Lupiccione da mamma, è vero. Ho sbagliato genitore. Allora, togli te. Sì, perché poi sarebbe fesse mamma. Allora, visto che noi ci riposeremo in città prima di partire per andare da nonna, usiamo tutte le abilità, Anche tanto non riposerà a breve. molto probabilmente sì. Questa è cattiva. Non è che hanno detto, vedi, sta succedendo No, no. Nonno te ne sta qualcosa a tua nonna, vieni qua perché c'è un attimo un problema. Corri. C'hai 4 giorni. Ma C'hai 4 giorni. 4 giorni. Dottor, ma non è che cambiando la cura si può fare 4 giorni. No, ragazzi, non ci abbiamo posto in macchina. Ci dispiace e siamo arrivati in città. Allora, dimmi che c'è un alberghetto o qualcosa. Qui vendono il ticket. Garage e meccanico. Allora, intanto tu puoi ciullare qualcosa e noi iniziamo a montarci prima queste cose qua. Quindi così recuperiamo un po' di spazio. Mettiamo il sedile e questi 2 adesso ce li vendiamo. Quindi facciamo. Esatto, lei per sempre dormirà la nonna. Ci Purtroppo. vendiamo questi 2 perché. Ah, li vuoi vendere? Sì, sì. Ok. Noi mettiamo questo che all'inizio di ogni evento abbiamo un'armatura, quindi riusciamo a reggere Però qualche quello non colpo. ti faceva prendere il freddo, lo zio. No, quello era per lo stress il volante. Ah, ok. Ho il volante, però a Ok. questo punto portandoci qualcosina di caldo, io questo devo capire come funziona. Questo che cos'è, scusami? Non me lo legge? Allora, aspetta, intanto dobbiamo mangiare e via. È una passiva, quindi la devi soltanto tenere dentro. Ti permette di mangiare degli oggetti. Forse i funghi, mangiandoli così, ci Forse- avrebbero dato di più. Magari sì, a chi secondo. Allora, a questo punto, qua Il siamo a dottore Mo posto. se ne esce che era un video reaction per YouTube e la nonna sta bene. 20 giorni. Aspetta, c'è Marco però, aspetta. Sta qua. Aspetta, allora. Aspetta. Ma non è. Sì, è lei, lo zio. È proprio lei. proprio lei. Il mistero si infittisce, ragazzi. Che cazzo è adesso questa cosa? Vabbè, Che magari gioco? lo semplicemente è scappata. Vabbè, noi comunque dobbiamo andare verso quell'area lì, quindi. Yeah, $100. 20 giorni. Sì, ce la togliamo pure dai coglioni. Allora. Sì, vabbè, questo lo zio è importante, quindi si deve fare. Però lo zio, aspetta, fermati. Fermati un momento, fermati un momentino.
La bambina ci ha detto di voler andare dal padre. Non è che il manifesto l'ha messo la Una mamma che trappola. si trova in un trappolozzo? E io questo non te lo so dire, così. Senti, bimba fa pipì e rompe scatole, però è simpatica, carina e dolce, quindi viene Vai, con noi da nonna e poi la riaccompagniamo a casa. vai. Punto. Già nonna che se ne va, poi dobbiamo avere pure sulla coscienza una bimba che viene rapita, non mi sembra il caso, Sì, già sì. ma. Allora, qui tutto bene. Esplora. Questi sono i vicoli dove ti fottono. Ti prego, fai che esce qualcuno e dice dammi tutti i soldi. Ti giuro, godo, gioco dell'anno. Fai uscire qualcuno che mi fa una rapina nel vicolo e si becca 16 dollari alla fine. Non è che gli è andata benissimo. Non è stata una grande giornata. Allora, salve. Va bene, signor cane. Va bene, ci sono altre cosine da utilizzare qua per sbloccare altro. Ok, allora, qualcosa l'abbiamo preso. Patatine e questo è ottimo. Su 4 di energia botta. Negozio d'antichità. E possiamo ciularci qualcosa. Ci sono dei libri. No, vedi tu. Libro con teschio. Va. Allora, tu vendi Ah, la tenda. Marucia Martini. Allora, Gianmarco, ma aspetta, ma facciamo grande. No. Allora, ma facciamo grande un paio di palle perché non avendo i soldi, l'intenzione c'è, lo spazio riesco a farcelo stare, però il problema è Antani. Quanto tempo passa se io leggo qui? No, aspetta, è morta no, a posto. No, perché Sei sei stressato? stressato? Vabbè, tanto poi ci dobbiamo riposare. Va bene, abbiamo letto un pochino il libro. Ci dice a che percentuale siamo arrivati? No, l'hai detto. Ah, quindi già finito tutto, ok. Quindi un horror giustamente ti fa cagare sotto. Va bene. Allora, tu cosa vuoi qui? Sì, dai, prendi il dollaro. Hai desiderato qualche cosa, tipo qualche punto statistica in qualcosa. Mi è sembrato di vedere un più qualcosa. Allora, Lo devi togliere per forza. e costa 10, ce la possiamo fare. Allora, piano definitivo. Dai, Noi mo finiamo di esplorare la città. sì, Ci andiamo a fare 6 ore e dormiamo fino a notte. sì. Bimba dorme, non fa pipì ogni 2 o 3. Una tirata da nonna. Però Allora, sei ti restauri l'energia tutta, lo zio. è quello che mo voglio vedere. Ci beviamo qualche caffè, andiamo a fare colazione domani mattina, ma non abbiamo i soldi. Punto. E più che altro speravo che ci fosse qualcosa per un lavoretto. Ecco qua. Allora. Tanto. Cazzo. 10 così più il riposo. Non è che convengano tanto questi qua. E poi perché senza soldi. Tu di nuovo qua. Ok. Bomba di benzina. Tu a questo punto ottimo. Allora. Caffè e recuperiamo un attimino già qualcosa qua così. Poi il resto ci teniamo tutto qui. Di qua possiamo prenderci altro. I Mhm. fagioli Di balzare? con la padella e forse possiamo mangiare i fagioli che fanno. Vabbè. Che mo usa, lo possiamo Vendiamo utilizzare. la bimba al cartello messicano. Secondo me se accettiamo quella quest, sì. Sì. Ya, raga, poverina. Gelato alla vaniglia che recupera 4 di energia, no. Allora. Città finita, quindi lavoretti. Allora, vediamo un attimo una cosa. Sulla strada ci sarebbe qualche quest qui. Alla fine sono 2 step che dobbiamo fare. 1, 2 e 3. Da qui. No, dobbiamo fare per forza un lavoro, aspetta. Dobbiamo almeno farci il pieno di benzina, perché non ci sono pompe di benzina. Che vuoi fare?
Quindi facciamo un 60 dollari, 14 ore. Anzi, c'hai 2 giorni per arrivare dalla nonna. Poi facciamo alberghetto di lusso qui. Ecco qua. Si va di notte, si dorme nell'albergo. Anzi, ma scoppia la nonna, te lo dico. È fatto cazzata, secondo me. Allora, già abbiamo una possibilità. Se Eh non sì. ci curiamo qua e partiamo No, bene da qui, non ci io possiamo sono mai arrivare. d'accordo con te, ma quel lavoro di 14 ore da zio. Mi servono i soldi, Gianma. Dobbiamo fare un paio di cose. Benzina, pieno di Ma benzina. se tu fai i soldi per andare dalla nonna, ma la nonna nel mentre No, muore. però io sto facendo, visto che c'è comunque molto da consumare, devo Questo partire sì. almeno così che non possiamo fare Vediamo. rifornimento. Qualcosa da comprare per fare un pochino di colazione. Prendiamo un po' di caffè. E se di nuovo stanco, frega cazzi, non c'è problema. Prendiamo quest'altro da mangiare. Qualcos'altro, aspirine, casomai ci venga il mal di testa. Vediamo se un caffè riusciamo a portarcelo per un po'. Si mette mappa. R65. Ma aspetta, Eressa non era per portare la bambina al cartello. Però noi non abbiamo accettato la quest Quindi quella là. non Quindi se dovrebbe. passiamo di là, non... Meno che non ci ferma qualcuno e ci dice, uè, che ci fai qua? Allora, viaggiamo di notte. Bimba dorme. Bimba dormi. Bimba dormi. Bimba dormi. Mia nonna sta già elegante, ma la colazione è il pasto importante della giornata. Ragazzi, se non ci carichiamo e ci prepariamo... Ah, Sì. Non so se ce la facciamo, quindi... Meno così ci abbiamo provato, ma se corriamo... Ma tu non dovevi dormire la vabbè, notte. tanto c'è la Ma tu tosta mi oggi. bleffi. Vai. Almeno questo va in automatico. Perché forse ce la facciamo pure per la fine della live. Quindi comunque la prossima volta poi ne possiamo iniziare una. Ovvio. Macchina abbandonata, ottimo. Ecco Ma escono le ruote da rally qua. qua. Aspetta, mo ti faccio vedere. Mamma mia. Di questi ce ne abbiamo tantissimi. Ecco qua, bello tranquillo. Comunque sono 20 dollari. Bambina livello 3? Uh, Non ci abbiamo snack, ragazzi. Manco nel bagagliaio. No, stiamo guidando, è un No, non attimo puoi il vedere il problema. Noi siamo Dai. in 4 in macchina. Sì. Chi si diverte? Ok, uccelli che non si muovono. Il lupiccione da mammoth. Di nuovo. Allora, Suona. abbiamo anche fame, quindi mo vediamo di mangiarci qualcosa. Mamma mia, molto cattivo. È stato molto cattivo. Allora, se io tolgo questo e c'ho il turno extra, a posto. Allora, ci dobbiamo fermare e dobbiamo mangiare. Vedi il caffè a che sta? Andiamola adesso che va ancora meglio, però giustamente è diventato così. Mangia cioccolata. Paninozzo non ce l'abbiamo? Fagioli. A posto così. Andiamo. Con la macchina siamo messi bene, con la benzina siamo messi bene, con le abilità e con gli oggetti siamo messi bene. Abbiamo 4 alleati. C'è solo da andare diritti. Un po' di fortuna. Ecco. Cazzo, ma lo stavo per dire. Madonna mia. Madonna mia. Oh no, c'è l'ambulanza dietro. La Madonna. banda te la dovresti far passare. Questa è l'ambulanza per la donna. Aspetta, dobbiamo andare anche noi lì. Vieni, vieni, andiamo insieme a questo. Allora, già c'è una roba buona. Io non so se già l'ho detto in live qualche volta, ragazzi, c'è il comando punto esclamativo clip. Se vedete qualcosa che vi diverte e volete fare le clip, l'ho fatto proprio nel modo più tranquillo possibile. Ambulanza, arrivederci. Io però vorrei vedere bimba di livello 3.
Allora, noi entriamo qui e ci possiamo prendere caffè. Bevi caffè, si toglie freddo. Siamo ancora messi bene. Gomme. Coppole di minchia a questo punto perché... Quindi uno snack nel caso. Allora, benzina ce l'abbiamo, ci abbiamo tutto. Bimba, togliti dalla strada che qua ti stanno cercando, eh. Allora, noi dobbiamo andare qua. Era un posto molto sospetto. Questo è il liquore che ho comprato prima. Oddio santissimo, gira tutto. Vabbè. Non avevamo mai utilizzato gli alcolici, ok. Carino l'effetto. Sì. E ci Sto dà... per sboccare, vero? Sì. Oh, hai del tempo limitato per scegliere cosa fare. Ok. Va bene. Quindi ragazzi, quando si guida non bevete C'è tantissimo. una bambina in macchina e bevuto, cioè. Ok, voglio vedere pure quanto tempo dura. Che così la prossima volta che giochiamo e dobbiamo completare la quest sua, sappiamo un attimino come regolarci. Evento, preparati così. Allora, devo chiamare i miei genitori. Lo farò domani, ma penso io, i miei genitori dovrebbero già stare a casa di nonna, quindi... In teoria. Vabbè, vabbè. Va benissimo. Vabbè, tanto questo si fa in automatico. E giustamente c'aveva lo scudo, quindi devi prendere 2 attacchi, però con l'energia siamo alti. Sì, sì, sì. Bambina, che cosa sblocchi tu a livello 3? Incrementa il Ah, potere della Bubble. Questa a noi ci dava serenità, mi sembra. sì. Vabbè. E diventa triste se fai uso di sostanze illegali. Giustamente da bambina ti fai come L'accetta. l'accetta, è normale che diventa triste. Va bene. Che giustamente prendendo più confidenza... Canonico. Ok. Non credo stanno tutti neri perché la vecchia ha lasciato tutto al Filippino. Secondo me è il colpo di scena finale, Regen, questo. Noi ma arriviamo là... Tutto al cane. Allora, c'è un furgone grosso. Dai, dai che ce la facciamo giusto per finire la live. Allora, tu cancella un po' di cose. Allora, mamma mia, che brutta situazione di me. Ok. Ah, puttana del piccione da patata. Questo Roma si dovrebbe togliere da solo? No, ne ha aggiunti 2. Farà brutto. Farà brutto che non No, si sia attacca i altro. soldi così. Aspetta, facciamo così. E così, a posto. Filippo. Dai, ci arriviamo da nonna. Dai, dai. Dai. Che sta succedendo? Ok. E venne il giorno. Tanto se noi vediamo il calendario, nonna muore domani, Non più o lo meno. vedo mai. Sono le 6 di mattina, abbiamo una giornata intera per fare un altro punto. Dobbiamo fare un punto, dobbiamo fare, Gianmarco. Allora, macchina abbandonata. Ok, non dovrebbe essere un problema. Allora, ottimo quello lì. Peccato solo che si è messo... Aspetta un tempo, lo zio. Uno di energia. Siamo riusciti a risparmiarlo. Vai, vai. Facciamo. Scudo. Cazzo mi fottuto. No, stanno dormendo tutti. Ok. Allora. Ma C'è un Gesù ballante. Groovy Jesus. Lo Ma zio, io mettiamo questo... lui, ah. Ci serve un meccanico. Oh no, sta Scusa, iniziando a non puoi piovere. toglierla No, da da là. qui no. Da qui no, ci vuole il meccanico per sostituire Ya, tutte pure le per parti. togliere la babboletta. Allora, bevi Coca-Cola. E abbiamo recuperato un po' di energia. Poi, uno lo mettiamo qua.
Uno lo spostiamo qua. Te ti mettiamo qui. Te ti uso e recuperiamo un po' di benzina e non ci portiamo la tanica dietro. E questi qua. Lo scrap, lo zisupa. Vabbè, ok. Non posso. Ne abbiamo recuperato pure un pochino di benzina. Allora. Non è molto felice di averci trovato. Vediamo un po' che noi abbiamo gli altri CD. Non li abbiamo mai visti. Fucking Werewolf Us. Vai. Ah no, devo fare prima la playlist con Ah. 6 canzoni. Ok, mettiamo queste. Queste 4 qua. My Metti Darling. Dema, 5. e Dorena. Ok, fatto. Vai. Tutto perfetto, era il momento adatto. Allora, E adesso schiatta la ragazzi, vecchia. abbiamo meno di 24 ore per arrivare da nonna, prima che muore. Sono le 7 di mattina, dobbiamo fare un unico e molto particolare passaggio, perché noi abbiamo tutte le abilità esaurite. Quindi, Allora, tanto qua non possiamo ciullarci niente. vendi innanzitutto quel coso di ferro là, lo zi. Scusa, l'upgrade della Allora, macchina aspetta, non aspetta, usiamo. aspetta. Customize. Metti Jesus. Mettiamo il Jesus. Ok. A posto. Gesù, pensaci tu. Allora, Poi ti avevo detto tipo cosmetica là non ci possiamo mettere nient'altro. noi abbiamo questo. Oh, grande. E possiamo eventualmente fare così, che a questo punto questo non ci serve più. Quello che fa. Polizia, fateci passare, andiamo di fretta. Vabbè, però lascialo. No, a parte non funziona. Però lascialo, se no ti occupi uno spazio inutile in macchina. Se no... No, vabbè, io questo lo vendo. Ah, dove proprio scarto. Lo butto direttamente, non abbiamo più niente da mettere. La cosa è, io posso vendere oggetti? Ok, Lo so. ok. Questo, poi c'è caffè, questo è il libro da leggere, la birrozza, cioccolatozzo. Sente, non c'è posto in auto per mettere spazzatura, quindi lei non sta prendendo più niente. Prendi uno di questi che ci può sempre servire. Ruote e cose varie. No, è resto spazio, zio. Ok. Non puoi vendere niente, adesso dobbiamo andare da nonna. Però aspetta, quella là è... Tu ti metti un'altra volta questo e fai altri 60, lo zio. Che Francesco, attenzione, questo mo dobbiamo capire una cosa, è che Francesco ci ha detto quando arrivi ad uno di questi finali il gioco termina. O il gioco terminerà, quindi Come? qua ci prendiamo, Ma l'alcol non ce lo possiamo togliere un qua po'. ci prendiamo carote. Non ho capito? L'alcol non possiamo rimuoverlo in qualche modo che sto per sboccare. No, è quasi fatto, è quasi fatto. Tra un po' passa, non ti preoccupare Gianmarco. E non è perché io non guido in queste Ho condizioni. venduto anche la bottiglia, quindi pacchetto di patatine, perché no? Come lavoro non penso serve in macchina. Cascia di birra. Ah, aspetta, 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 aspetta. Ramen istantaneo. Questo si fa con questo. Questo ci dà un bel po' di energia. Caffè non ce n'ha. Oh, capde. Ok. No, che di là? Dobbiamo andare di qua. Vai. Controlliamo. Aspetta, fermo. Ok. Là? Sì, è là. La colonna sonora c'è. Andiamo. Boss fight finale. Warrior Energy R1 versus nonna. Primo nemico. Ok, c'è il tempo, lo zio, preparati. No, siamo stati... Oh cazzo, è finita la pulla. No, ragazzi. La La pulla. Che io no, siamo pure ubriachi. Porca miseria. Stai concentrato. Allora, Madonna mia, che cos'è Drunk qua? driving, you shouldn't be driving. Ma signor, no, signor signor Lo zio, poliziotto. ci dobbiamo muovere. Usa tutto. Allora, due di questi. Poi io non so che cazzo devo fare. Aspetta, aspetta, aspetta. Togli uno di tutto. Aglia. Picciun, picciun do mammata. Ubriachi con una bambina scomparsa. Perché stiamo, giustamente stiamo disturbando la quiete pubblica con la musica, quindi, madonna mia. Togli questi tre e siamo un pochino più La nota, tranquilli. Ok,
Signora gente, arrivederci. Suca! Scappa! Frega cazzi, vai, vai. Look, what? Minchia, veramente ci ha fermata la polizia. Va bene, Sempre così, raga, sempre così. va bene. Guarda Gesù come sta ballando. Infatti Sembrava da sempre tempo di reggae. musica, sì. Guarda, riuscivamo pure a fare un riposino. Oh, cazzo, Sì, no. sì, sì, fai finta di niente, fai finta di niente. No, lo zio no, autostoppista. No, e non ci abbiamo lo spazio. Non ci abbiamo lo... Ah no, pipì. Pausa pipì, va bene. Questa però me la devi fare, perché non ci abbiamo, non è notte. Vabbè, vabbè, uso una di quelle stanze. Oh, che... Ankel. Sei una meggera, sei... Suca. Ci ha fottuto alla grande. Allora. Brutta. Ok. Questa era una pipì più lunga, questa Ed qua. era anche impegnativa, Sì. quando va. No, keep driving. No, No, non ci abbiamo proprio posto. Ci abbiamo proprio posto. Dai che ce la facciamo, dai. Dai. Dovrei pensare a qualcosa per pensare a qualcosa. Pensa. 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 Ok. -1 all'energia, va bene. Oh, qua fa caldo. Quando prendi danno durante un evento, prendi anche un danno alla benzina. E hai sete. Dio. Però noi fortunatamente abbiamo da bere in macchina. Quindi facciamo un attimo una sostina e ci mangiamo qualcosina. Allora. Buono. Ok. Ottimo. Noi ma dobbiamo vedere se questi, tra una run e l'altra, Si tengo. magari si sbloccano Secondo me altri sì. tipi di professioni, eccetera, eccetera. Oh, cazzo. No. Questo è un problema grosso. Allora, no e no. Oggetti che non servono a niente. Dovremmo essere quasi arrivati. Sì, 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 siamo quasi arrivati. L'abbiamo fatto. Allora, io direi, visto che ci stiamo avvicinando a casa di nonna, togliamo la musica, che Un attimo. mi sembra un gesto di cattivo gusto, quindi lasciamo un attimo così. Ok. Si è bucata una ruota. Porca puttana. Sempre tua sorella, quella grandissima svergognata, però noi riusciamo a fare 1, 2, un po' di danno alla benza. Ce la prendiamo, tanto comunque abbiamo uno scudo sempre all'inizio di ogni fight. E a questo punto mi attacco io al pipo, perché devo utilizzare questo. Dai che siamo arrivati da nonna. Dai. Dai. Qual è il tuo gioco preferito? Giocava a Dodgeball. Vabbè, giocava a Dodgeball. Capito, bimba? Non ci giocare. Non ti piace? È obbligatorio. Però poi la polizia comunque ci ha fatto andare, quindi penso che siamo arrivati. Allora, siamo arrivati. Ecco. Allora, Calmi. È una brutta giornata. allora. Qui vendono il biglietto. Qui ci sono i lavori. Yes. Nonna dove abita? Scusi, sa dove abita nostra nonna? Vabbè, lei pensa al festival. Nonna, sei tu? Va bene. Ristorante, garage. Esplora, aspetta. Enter. Giustamente all'ospedale. Allora. Nonna, ma tu stai morendo, ti fanno aspettare fuori in mezzo alla strada. Ma che cazzo di ospedale è questo? Scusatemi.
Vabbè, se sta morendo lo zio, è che non, cioè, non può fare niente. Com'è stato il viaggio? Capì? Nonna, È nonna. relativo, lo zio. Se, se c'ha un, ha detto, c'ha un tumore espanso per tutto il corpo. No, nonna, dai. Dottore, però, portate dentro mia nonna un attimino, scusami. Ok. Ci ha lasciato in eredità la sua casa. Grazie, nonna. Dammi un abbraccio. No, nonna. Nonna, aspetta, però. Mio caro, grazie per essere venuto all'ospedale. Sono sempre felice di vederti. Ti amo con tutta la mia vita. Il pezzo di terra è fuori dalla nostra zona. Devi prendere una stradina di montagna e poi andare un attimino a Ah, Fanculonia, perché è un portale tra due mondi. Vai lì, sarà tuo per sempre. oh no. Oh no, dobbiamo tornare indietro. Non è finita, ragazzi. Non abbiamo finito. Non abbiamo finito. Non abbiamo finito. Quindi, noi adesso stacchiamo e siamo anche in perfetto orario così. Però non ci abbiamo il tempo. O c'è il tempo anche per Aspetta. questo. Inheritance era. No. To the kid. Wait, race. Advertisement. È il festival. Ah, Abbiamo fino al 30 luglio per andare là. Quindi non... però se facciamo il festival finisce la run. Il problema sta là. Perché questo è Allora, noi sicuro. possiamo ancora muoverci un bel po' la Sì, prossima volta. dobbiamo cercare di Anche non perché morire noi più che comunque altro. dobbiamo andare indietro. Allora, a questo punto inizierei che la prossima volta ci facciamo tutta la strada da E poi qui. ci studiamo bene l'itinerario e vediamo come Da muoverci. qui andiamo sopra, scendiamo e facciamo la quest della bambina. Da qui vediamo se esce qualche altra cosa o se ci capiterà qualche altra situazione. Allora, io credevo che il gioco finisse E invece no. e invece Cioè, no. siamo arrivati appena in tempo per prendere la quest del finale, di uno dei Ok, finali. quindi questo Però, gioco, sempre 18 euro, sempre apparso da ragazzi che hanno capito forse cosa serve per fare un videogioco, noi lo continueremo con stra immenso piacere sì, sì. e noi ci vediamo domani. Scopriremo se la bimba è stata rapita, scopriremo se Pippo Baudo È presenterà capellone. Sanremo, se è capellone, il resto ragazzi Hai nelle posto in prossime ritardo la sentenza. puntate. Ragazzi, buonanotte a tutti, a Buonanotte, domani. buonanotte a tutti.